Intanto inizio con i ringraziamenti. I ringraziamenti in particolare a voi che avete accettato di venire qui, no, e usare un pezzo della vostra giornata in una cosa che noi riteniamo molto importante. Un ringraziamento a Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero. Un anno fa più o meno abbiamo avuto queste idee insieme, partendo da che cosa? Partendo dal gruppo giovani del credito cooperativo di Prima Cassa al gruppo giovane del Messaggero. Questo bisogna dare atto che hanno fatto un grandissimo lavoro, sono stati bravissimi, perché oggi avere qui più di 300 studenti, no, è un ottimo risultato. E anche in particolare che cosa? Hanno donato un pezzo del loro tempo a un bene comune. Vi faccio veramente perdere 30 secondi. 3 parole: solidarietà, bene comune, Prima Cassa, credito cooperativo. Che cosa c'entra il credito cooperativo con la solidarietà, col bene comune? Io sono quasi certo che la maggioranza di voi non sa che cos'è una banca di credito cooperativo. La banca di credito cooperativo è una banca, lo fa di mestiere, svolge le attività finanziarie come tutte le altre banche, ma in realtà ha una missione che gli altri non hanno. Noi tutti gli utili che facciamo non li distribuiamo ai soci, va a finire nel patrimonio della cooperativa, per fare il bene comune, per restituire al territorio quello che il territorio ha dato a noi. Questo è un concetto che è un po' difficile da spiegare in pochi secondi, però se voi oggi tornate a casa, no, con questi 3 concetti, oltre a quello che vi dirà il professor Schettini sulla fisica dopo, abbiamo raggiunto un risultato. Cercate nella vostra attività quotidiana di pensare anche agli altri. Noi cerchiamo con queste attività di sollecitare il territorio e i giovani a questo concetto. La storia insegna, dalla storia uno prende gli spunti e pensa per costruire il proprio futuro. Oggi secondo me è una giornata che voi dovete segnare bene nel calendario. Grazie a tutti. Poi dice che la fisica non è una cosa meravigliosa, la fisica è stupenda, la fisica è una danza, la fisica la comprendi quando la guardi. Si sa. Buongiorno Udine, buongiorno a tutti, benvenuti. Allora, grazie per il vostro calore, il vostro affetto, la vostra presenza stamattina qua. Grazie a chi mi ha preceduto un attimo fa. Questa lezione è molto particolare, è unica. Io non ho mai fatto una lezione, cioè l'ho preparata apposta per questa mattinata sul terremoto, e credo che sia fondamentale passare proprio attraverso la parte fisica, sperimentale, l'avete detto un attimo fa, per un evento che ci spaventa tanto,
Però nella vita non bisogna essere spaventati delle cose, bisogna conoscerle per capire anche come cambiare, no? Io ieri sera ero a tavola con Davide, con le ragazze che hanno organizzato anche tutta la parte di museo, dicevamo proprio questo, cioè abbiamo nominato il Giappone a un certo punto, no? Giappone che è abituato ai terremoti, perché in Giappone succedono terremoti praticamente in ogni momento, sì, quindi costruiscono in una maniera diversa, parto proprio dalla fine, sono abituati a costruire in una maniera diversa. Beh, in fondo, alla fine, il fatto è questo, quando una cosa cominci a conoscerla, capisci come difenderti. Ci sono due terremoti, due tipi di terremoti, quello proprio fisico che capita ad una zona geografica, ad un paese, e poi quello che accade nella vita, perché terremoti nella vita ne succedono di sempre, insomma, in ogni momento, e quindi bisogna saperli affrontare. Più facile quello che può capitare emotivamente ad una persona oppure ad una famiglia per un evento che capita, molto più complicato invece quello che è successo qua 50 anni fa. Volevo dire questa cosa però prima di partire. Nel 1976, 6 maggio, appunto questi 60 secondi che avete spiegato con all'inizio un'emozione incredibile, cioè no, è la stessa cosa che diceva Einstein quando parlava della relatività del tempo. 60 secondi possono essere niente, se stai facendo, no, il proverbio un bel gioco dura poco, oppure possono essere interminabili. Credo che quelli siano stati veramente terribili. 2 anni dopo nasce l'Università di Udine. Ecco, questa cosa la voglio sottolineare e stressare particolarmente. 2 anni dopo nasce questo posto e nasce anche per ricostruire moralmente questa zona, no? Per poter ricominciare. Questa è la verità. Vorrei anche ringraziare il Messaggero Veneto e tutto il lavoro che sta facendo con i giovani, perché è da un po' di tempo che tendiamo a affidarci sempre di meno alle informazioni ufficiali quando accade qualcosa. Non è bello, questo non è bello, perché alla fine, ecco, siamo in un'era in cui la tecnologia è andata talmente tanto avanti che un professore di fisica deve fare un video per spiegare che l'allunaggio è scientificamente avvenuto, cioè questa cosa è assurda. Se io l'avessi detta a mia zia 20 anni fa, sai, devo fare un video per dimostrare che l'allunaggio è avvenuto, 20 anni fa, senza internet, mia zia avrebbe detto ma non c'è bisogno, perché sanno tutti benissimo che siamo andati sulla Luna. Oggi, invece, nell'era dell'informazione bisogna combattere la disinformazione, quello che il presidente degli Stati Uniti si riempie la bocca sempre con questa parola fake news, con la differenza che ci sono fake news, non certamente quelle che combatte lui, dato che sta dando una lezione di disumanità a tutto il mondo, in un mondo invece che avrebbe bisogno di umanità. Quella che faremo oggi è una vera e propria lezione. Passeremo attraverso 3 concetti, ok? Quindi esploreremo la fisica del terremoto da un punto di vista sperimentale, faremo degli esperimenti insieme. Quindi intanto capiremo come funziona il terremoto da un punto di vista della fisica. 2, importante, come agire, come proteggersi, perché non bisogna mai smettere di parlare di quella parte là, no? Sapete voi, immagino a scuola, fate il piano di evacuazione, ogni tanto capita che vi suona la campanella, si scappa tutti fuori. Beh, anche io insegno, no? Sono a scuola in part-time, facciamo il piano di evacuazione, vedo tante ilarità in quel momento, si ride perché sai, suona la campanella, si scappa fuori e ci si fa una risata. Sì, si sta provando una cosa che si spera non avvenga mai, però alla fine il piano di evacuazione è una cosa seria, cioè molto seria, e certe volte non hai tempo di uscire, non hai tempo di pensare, bravissima, cioè perché devi agire in quel momento, magari non è un incendio, è un terremoto, non hai neanche tempo di scappare fuori, quindi che fai? Che cosa fai? Ci sono delle cose che diremo. E poi terzo, questa è la più bella, la terza parte della lezione secondo me è quella più interessante. E io l'ho voluta internazionalizzare, cioè ho voluto farvi vedere insomma, una visione un po' più grande, no? Mondiale, come costruire. Cioè noi dobbiamo arrenderci all'idea che la natura sia così distruttiva oppure dobbiamo dire no, la natura non è distruttiva, cioè la natura non distrugge, non è che l'intenzione della natura è distruggere. Il problema è come si costruisce, se diventa nocivo, se diventa mortale, è quella la differenza. Quindi cercheremo di capire il mondo come costruire, proprio il mondo, guardiamo la visione mondiale, il mondo come costruisce per potersi
difendere dai fenomeni naturali, quindi anche dal terremoto. Questo è un po', insomma, diciamo, cosa. Poi io so che le domande, tutte le curiosità che voi avrete da pormi, e quindi una discussione, una sorta di open debate, la facciamo dopo la mia lezione, giusto? Perfetto. E poi alla fine, insomma, parleremo invece di questa bellissima iniziativa del museo. Naturalmente io devo fare però prima dei ringraziamenti. Intanto ringrazio l'Università di Udine per averci accolto, quindi un applauso al rettore. Poi gli organizzatori, Davide e tutti quelli che hanno organizzato questo evento, Prima Cassa, un grande applauso a Prima Cassa. E poi voglio fare questo ringraziamento a tutti i giovani. Io so che c'è un gruppo di giovani, alzatemi la mano, saranno qua evidentemente quelli che stanno lavorando al progetto Il Messaggero Veneto, alzatemi la mano, sti ragazzi chi sono? Vediamo, ci sono, è giusto? Ah, perfetto, siete voi. Bene, bene, molto bene. Quanti anni avete? 17, perfetto. Io avevo fatto già 8 lavori a 17 anni. 8 lavori, di cui 7 non pagati, perché volevo semplicemente fare esperienza. Volevo fare esperienza perché volevo capire come funzionava il mondo. Molto bene, quindi sono contento che abbiate fatto questa esperienza. Ricordatevi che non esiste la verità, ma esiste l'informazione. E ricordatevi che vivete in un periodo in cui l'informazione viene distorta. Per il piacere di fare like, condivisioni, commenti, e più cattiva è l'informazione, e meglio è. State vivendo in quest'era, è un'era molto pericolosa, quindi occhio perché tocca a tutti poi passare attraverso quel tritacarne. Voi invece lavorate insieme al Messaggero e insieme ai giornali istituzionali per far tornare il mondo a fare notizia veramente. Grazie Messaggero e grazie ragazzi. Attimino che cerco il telecomando per... Ah, eccolo là. Per girare le slide. Allora, attenzione ragazzi, slide, non slide. Che vuol dire slide, non slide? Non lo so. Cioè, che le ho fatte giusto, insomma, per avere una specie di racconto di quello che faremo. Aspettate un attimo che non ho fatto la prova. Vediamo un po'. Ah, perfetto. Allora andiamo con la fisica, ragazzi. A me mi entusiasma parlare, mi potete mettere a parlare di fisica, di quello che volete. Stamattina Davide diceva facciamo la fisica dei dolci. Che volevi fare tu? Non ho capito. C'è l'altro progetto. Vabbè, per dire, mi piace molto. Allora, attenzione, da dove passa la fisica del terremoto? Passa attraverso 3 concetti di fisica. Il primo, il concetto di onda. Il secondo, il concetto di risonanza. Questo è importantissimo. Questo è affascinante e importantissimo. Terzo, il concetto di interferenza. Allora, partiamo dal concetto di onda. Facciamoci il primo concetto così vediamo un po'. Allora, l'onda, ecco, chiaramente uno dice l'onda, che ti viene in mente? Guarda questa bella immagine. È il mare. Il mare. Vai al mare tu? Sì. Ti piace? Sì. Ok, e che c'entra questa cosa con il terremoto? Cioè facciamo un parallelo, costruiscimelo tu sto parallelo. Quella è l'onda del mare. E che cos'è l'onda del terremoto? Che c'entra? Cioè non saprei, forse è simile. Prova a ragionare. Cioè provate a ragionare, no? Provate a pensare, provate a tirare fuori il concetto. Alla fine il terremoto che cos'è? Si muove. È la terra che si muove. Bravissimo, è qualcosa che nasce da un movimento. È qualcosa che nasce da un movimento. Allora state attenti che la terra è viva, non è morta, non è ferma, non è immobile, la terra si muove nei fondali marini, parliamo dei fondali marini, i fondali marini si muovono e non sempre questo movimento causa delle cose brutte. Guarda caso, i fondali marini quando si muovono, indovinate che cosa provocano? Le onde del mare, che sono una cosa bellissima, tu vai al mare e ti diverti. Il vento provoca le onde, genera le onde. Lo direbbe Lavoisier, guardate, lo direbbe Lavoisier con una frase che è meravigliosa e che, ahimè, descrive tutte le cose belle ma anche tutte le cose brutte, che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si... Le onde sono trasformazione. I fondali si muovono, questo movimento crea una perturbazione, questa perturbazione si trasmette a tutto quello che ha intorno, in questo caso all'acqua.
Se questa cosa succede sotto la terraferma e succede in maniera importante, perché terremoti, se facessimo una ricerca, scusa, c'è qualcuno che, scusa, professoressa, se non so, andate su Google, qualcuno che può andare su Google velocemente, cerca quanti terremoti succedono ogni giorno sul pianeta Terra. Guardate, c'è il movimento della Terra, è continuo. Qual è il problema? Che qualche volta si muove particolarmente, cioè l'energia, ecco, Lavoisier, la conservazione della massa, l'energia in gioco in alcuni momenti è talmente forte ed è talmente a volte superficiale che il cosiddetto, no, quello che viene epicentro, quello da cui nasce questo movimento, causa danni. Hai trovato? In Italia, cioè ragazzi, 45 terremoti in Italia ogni giorno. Lo dicono nei telegiornali? 45 volte al telegiornale dicono che c'è stato il terremoto? No. E non lo dicono. Tu moltiplica questo per tutte le nazioni del mondo. Quante sono le nazioni del mondo? Fai il calcolo. Cioè, sono tante, capisci? Qui stiamo parlando di migliaia di terremoti al giorno. Quindi è un evento, possiamo dire la verità, normale. È un evento naturale, cioè non c'è niente di strano. Il problema è quello che causa. Allora, intanto guardiamola questa cosa dell'onda. In fisica si definisce l'onda una perturbazione che attraversa un mezzo. Basta, vediamo questa cosa insieme. Allora, come ti chiami tu? Veronica, alzati, sei la vittima di oggi. Applauso ragazzi a Veronica. Acchiappa Veronica, non ti vergognare. Non ti vergognare Veronica, mettiti più là. Ti chiami come l'amica mia. Allora, io ho questa amica che si chiama Veronica, praticamente io faccio una cosa che mi fa ridere da morire, perché siccome la vita è triste a volte, no? Uno si deve fare una risata, a Veronica gli mando un WhatsApp con delle cose che non hanno senso. Cioè gli scrivo delle cose che non hanno senso e rido da solo. Perché lei all'inizio ci cascava, dice ma che vuole questo? Poi adesso invece vi risponde anche lei con non se e ci facciamo tutte e due una risata, che bellissimo. Allora Veronica, attenta, vediamo il discorso dell'onda, ok? Tu devi, adesso alza un po' più la mano così la possono vedere anche gli altri questa cosa qua. Questa è semplicemente una molla, ok? Una molla di una certa massa. Allora guarda, si vede già che non è ferma, non può essere ferma perché ci sono comunque delle oscillazioni sempre in gioco, ma se tu stai ferma a non fare niente, se io faccio questo, ecco, si vede la perturbazione. Allontanati, allunghiamola, perfetto, vai Veronica, non ti preoccupare. Attenzione che se la molli mi fai male, occhio. No, se tu ridi, ma te voglio vedere a te. A te, guarda. Vedete che bello? Facciamo di nuovo. Avete notato che fa la vedete la perturbazione? La perturbazione da chi è prodotta? Da chi è prodotta la perturbazione? Dalla mia mano, quindi da me. Sono io la sorgente dell'onda, ok? Qual è il mezzo? Ma siete sicuri? Veronica, fai tu? Ma è un po' più, meno moscia. Brava, fane una sola, perché sennò si incasina la faccenda, perché vogliamo vedere che fa avanti e dietro. Non fare una grande perturbazione, appena un impulso. Oh. Scusa, state ferma, 4,5. Aspetta, guarda Verò, guarda. Vedete? Se faccio l'impulso più piccolo si vede che va avanti e dietro. Guarda, tan. Guarda come cammina, è incredibile. Ora, attenti, la perturbazione la genera, questa la lasciamo a terra, la genera la mia mano. Il mezzo è l'onda. Siamo sicuri che il mezzo sia solo l'onda? Cioè, questa perturbazione si sta propagando non solo attraverso la molla, ma anche aspetta, molla diciamo quell'altro fatto. Si sta propagando non solo attraverso la molla, ma anche attraverso l'aria. Cioè sta andando dappertutto, solo che non ce ne accorgiamo. Perché l'aria, le molecole dell'aria sono talmente rarefatte, talmente bassa la densità dell'aria, che tu non ti accorgi che la perturbazione va in tutti i versi, capito? Guardiamo un'altra cosa di quest'onda. Attenti. Facciamola con qualcun altro. Vieni tu, uno di voi. Vieni in fondo, vieni, forza. Scià.
vai, acchiappa. Vai, acchiappa. Facciamola qua, faccia vedere a loro, mettiamoci qua in mezzo, dai, così la vedono pure loro. Mi raccomando, tienila sempre, allontanati da me, allontanati, allunghiamola, si può allungare, vai. Vai. Allora, ti chiami Nicolò, una o due C? Una, quindi Nicolò, piccolo impulso, vai. Ok. Poi fate un impulso molto largo, guarda che dovete fare, tac. Guarda come cammina, è bellissima da vedere. Mi allontano un po', attenzione, vai, piccolo. Ta, 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 ta. Ok, l'impulso di Nicolò, che direzione ha? Direzione dell'impulso. Come fa con la mano, Nicolò? Fa così. Com'è sta direzione? Verticale. L'impulso è verticale, ma perdonatemi, la direzione di propagazione dell'onda è verticale? È orizzontale. Questa si chiama in fisica onda trasversale, quando l'impulso è perpendicolare alla direzione di propagazione. State attenti, il terremoto, diciamo che sono onde miste, ci sono onde longitudinali, onde trasversali, però grosso modo queste sono quelle distruttive, le onde trasversali. Che succede? Voi adesso sostituite sta molla agli strati di terra, terreno, case, tutto quello che volete. Che succede? L'impulso fondamentalmente attraversa tutte le zone e le fa muovere, le fa oscillare. È chiaro che se il terremoto dura tanto, fa tac, c'è un'onda che attraversa tutta la materia, basta, ma non è questo il caso. Guardate che 60 secondi di terremoto sono questi. Non lo lasciare, perché qua se no va in faccia a qualcuno. Avete visto che è successo? Immaginate tutta sta roba sostituita da case, palazzi, strade e una perturbazione che attraversa continuamente la materia e la materia continua a oscillare. È chiaro il concetto di onda? Che dite? Vero? Si visualizza attraverso sta cosa qua? È importante, molto. Avete visto che cosa succede all'onda? Guardate. A un certo punto diventa, dice la fisica una cosa, mettiamoci lì davanti, scusami Nicolò, così vedono anche di là, mettiamoci come si era messa Veronica, vai. Allora, guardate, tira un po', non tantissimo, prova a farlo tu, vai, oscilla, vai, bravo, vai. Guardate, non so se notate, lui non riesce a fare questa cosa, ti faccio vedere, ti faccio provare, guarda. Stai fermo. Eccola, guarda. Questa si chiama onda stazionaria. Quando i ventri e le valli, cioè i punti, diciamo, di onda, si fermano, si bloccano. Avete notato che ci sono dei punti fermi? Guarda, ci sono dei punti della molla che sono fermi. Beh, sono molto rare le onde stazionarie nei terremoti. Molto rare, perché in realtà non ci sono punti fermi, completamente fermi, ma l'onda continua sempre a propagarsi. Un'altra cosa importante, la materia si sposta durante la propagazione dell'onda? Fatevi un'idea, sì o no? La materia si sposta? Sento un po' di sì? Voi che dite sì, no? Vediamo quanti sono per il sì. La materia si sposta durante la propagazione dell'onda, vediamo un po', si alza molto naturalmente, molto tranquillamente, professore, tutti qua. Materia si sposta, sì, perfetto. Materia si sposta, no. Ammazza, ci sono pure gli astenuti. No, mai astenersi nella vita, ragazzi, è un peccato. No, non vi dovete astenere mai, qua sono tutti gli astenuti di fronte a me e c'ha ragione il no. C'ha ragione il no. Perché attenti, l'onda, riflettiamo, la materia che costituisce questa molla, quella che sta qua, se io faccio così, si sposta, in mano rimane. Quindi le molecole della materia non si spostano. Che succede nella materia? C'è solo una compressione e rarefazione. Vi faccio vedere, vi faccio provare un altro terremoto. Un altro terremoto, piccolissimo, piccolo, mette la mano qua,
Metti la mano, no, così, così. Metti così tutti quanti. Facciamo ah. Chiudete gli occhi, chiudi gli occhi. Ah. Ehi, il palmo della mano deve toccare, siate carnali. Tocca, non fa così. Non fare così. Fai così, tocca, carnale. Vai. Ah. Perché vi faccio chiudere gli occhi? Perché non sappiamo concentrarci. Con gli occhi chiusi riusciamo a concentrarci qua, in questo punto. Che è successo? Se è successo qualcosa, puoi anche dire non ho sentito niente. È vibrato il collo. Esatto, la vibrazione. Ed è questa, ecco l'onda. Che onda è questa? Onda sonora, brava. E che differenza c'è fra l'onda sonora e l'onda sismica? Nessuna. E che differenza c'è fra l'onda sonora, l'onda sismica e l'onda marina? Nessuna, sono tutte onde, la fisica le chiama meccaniche, cioè hanno bisogno di un mezzo. Qui l'onda sonora è generata dalla voce, sì, le corde vocali vibrano, sbattono un certo numero di volte al secondo, generano quest'onda che si propaga attraverso la materia, ma la materia non si muove, perché il mio collo lì rimane, non è che il mio collo si espande, capito? E questa è la cosa meravigliosa. Chiaro il concetto di onda? Benissimo, perfetto. Andiamo avanti. Che la fregatura del terremoto qual è? L'energia in gioco è a volte altissima. Abbiamo detto 45 terremoti in Italia. Evidentemente non è sempre così. L'energia in gioco è altissima e attraversa materia, tanta materia. Come è fatta sta materia? Cominciate un po' a ragionare un po' su questa cosa qua. Andiamo avanti. Attenzione ragazzi, il secondo concetto è bellissimo. Sapete perché è bello? Perché è un concetto di musica. Quindi vi spiegherò una cosa che ha a che fare con la musica, che ha a che fare con la fisica, che ha a che fare con la... Che cos'è questa immagine? Alzatemi la mano, un giovane che mi spieghi questa immagine. Madonna, che bello, se mi spiegate questa mi fa un piacere. 1, 2, basta solo loro due, mi dicono questa immagine mi richiama... Beh, è il macchinario per l'attacco. Il macchinario per fare un esame che guarda caso si chiama risonanza. Si chiama, però dice, vatti a fare una risonanza al braccio. Diciamo, la risonanza è un esame importante che si fa in medicina, non è come i raggi X che lo fai così, cioè risonanza insomma è una macchina importante. Ora, questo è il macchinario della medicina della risonanza. Benissimo, dimentichiamoci sto macchinario, perché io invece vi devo far parlare della risonanza nel concetto, diciamo questo, ingegneristico. Eh sì, perché molti di voi diventeranno ingegneri edili, ingegneri civili, mi auguro molti di voi diventino muratori, perché servono anche i muratori per costruire questo mondo. Sembra che si debba tutti studiare, non è assolutamente vero. Se avete voglia di costruire case, mettetevi a costruire case, perché serve gente che deve costruire e deve saper costruire. Bene, questa gente ha a che fare col concetto di risonanza. Allora, siete mai passati sopra un ponte di quelli di legno? Sì. Avete mai notato una cosa? A me mi viene l'ansia. Io non riesco a camminare su quei ponti, perché che fa quel ponte? Oscilla. Oscilla, brava, oscilla. Addirittura c'è qualche simpaticone che si mette a fare così. Tu stai in mezzo al ponte, Nicolò. Madonna me. Tu ti metti a fare queste cose sul ponte. Mannaggia te. Attenzione perché in realtà quel ponte, quell'immagine è uno strumento che vi faccio vedere adesso. Chi è musicista fra voi? I musicisti, alzate la mano ragazzi, musicisti, vai. Alza la mano i musicisti, vediamo. Musicisti, strumentisti, cantanti, non lo so. Benissimo, musica. Allora, i musicisti, scusami, sanno dare la definizione di risonanza in musica? Perché è la stessa cosa. Che cos'è la risonanza in musica?
Oh, non è un'interrogazione. Che cos'è la risonanza in musica? Vai, di. Da questa parte. Ma così pochi sono i musicisti fra voi? No, vi prego. Come ti chiami? Sveva. Boh, cioè, è tipo la vibrazione per fare le note. Non sbagliare che ti stanno facendo. Vibrazione, scusami. Sì, la vibrazione che crea le note. Vabbè, a questo punto non sarebbe risonanza, no? La vibrazione che crea una nota, anche la mia voce. No, è un concetto un po' più particolare la risonanza. Allora, ve la faccio vedere. Che cos'è sveva questo? Non so come si chiama, però è quello che... Un diapason. Serve questo ai musicisti a, diciamo, prendere la nota. Attenzione, questo è un po' diverso questo diapason. In realtà i diapason per i musicisti sono quelli... Quant'è la frequenza del diapason? 440 Hz, ragazzi. Fa avanti e dietro 440 volte ed emette una nota che è il La, meno male. Questo è un 528, non è un 440. Questo me l'hanno mandato, che dice che è un diapason che cura le cose, tu senti, ti senti meglio, un po', non lo so. Ma fare uno studio, vedrò un poco. Allora, attenzione, guardate. Lo senti? Si sente? Si sente poco. Toglile questo. È vero? Voi non lo state sentendo più, ma... Si sente? Mm-hmm, si sente. Questo è un discorso anche di intensità. Se faccio così, si sente molto, ma se faccio così, voi lo sentite? No, a posto. Attenti, la risonanza. Avete sentito il suono? E questo qua. Perfetto. La ragazza che, scusami, come ti chiami? Sofia, perfetto. Allora, attenti ora, guardiamo la risonanza perché è meglio guardarla. Dovete stare zitti però. Adesso non si sente, ok? Non sta vibrando. Attenta ora. Si sente. Si sente pochissimo. Si sente. Ok, questo è il concetto di risonanza. Ogni oggetto ha una sua naturale frequenza di vibrazione. La vibrazione di questo oggetto è questa. Punto. Quando questo oggetto viene attraversato da questa frequenza di vibrazione, che cosa comporta? Comporta che le molecole d'aria si muovano avanti e dietro 528 volte al secondo. Questa è la frequenza, Hertz. Si muovono 500. Questo oggetto, quando è attraversato da questa frequenza di vibrazione, non lo devi toccare, non devi fare nulla, si mette a vibrare, risuona. Tu dici, ma perché ci hai parlato del ponte? Perché ci hai fatto questa immagine? Arrivo subito, arrivo al ponte, che è il terremoto, e arrivo a questo. Investito da questa frequenza di vibrazione, vibra. Si dice che risuona. Ecco il concetto di risonanza. Cioè risuona ad una particolare frequenza, punto. Se lo investi da un'altra frequenza, non risuona, non vibra, è chiaro. Non so se avete visto mai il video della cantante
che canta un acuto e rompe un bicchiere. Vi è mai capitato di vederlo? L'avete visto qualche volta online, no? Ecco, quello è il concetto di risonanza. Se tu prendi un bicchiere, ma mi sono scordato di dirti di prendere un bicchiere di cristallo, voi andate a casa, provate a suonarlo, un bicchiere, vedrete che ogni bicchiere, per la forma e il volume che ha un suono. Che cos'è quel suono? La frequenza. Noi abbiamo una frequenza, anche noi abbiamo una frequenza di vibrazione, ma non emettiamo questo suono, non in maniera, perché, capito? Cioè invece gli oggetti le emettono questa frequenza. Ecco il concetto di risonanza, cioè se investito dalla frequenza, quell'oggetto inizia a vibrare. Torniamo al ponte, perché quello è il concetto. E poi andiamo alla medicina. La medicina è veramente proprio un passaggio velocissimo, anche per fare capire quanto è bella la fisica, che cosa possa aprire mentalmente la fisica a livello di possibilità. Il ponte, secondo voi, ha una sua frequenza di vibrazione? Abbiamo detto ogni oggetto ha una sua frequenza, anche il ponte. Per come è fatto, per quanto è lungo, quanto è spesso, come è largo, cioè le dimensioni geometriche che ha, quel ponte, se tu ti metti a fare così, diciamo che questa è la frequenza. Mi dite che frequenza è questa? Alzatemi le mani, che frequenza è questa? Datemi un numero. Frequenza si misura in hertz, numero di vibrazioni al secondo. Giovani, che frequenza è questa? Più o meno? Uno dici, ammazza il secondo, tum, 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 passa così, non credo. Che frequenza può essere questa? Tu dici 0,5, lui dice un hertz. Guardate, tan, 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 tan. Pensa all'orologio, tac, 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 questo è il secondo, tac. Tac, questo è tan, 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 quindi 2 Hz, brava, questo è 2 Hz. Se tu quel ponte ha frequenza 2 Hz, se ti metti a fare così, il ponte inizia a fare così. Se ti metti a fare tan, 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 il ponte fa così. Boom! E si spacca. Perché va in risonanza. Se ti metti a, capito? Se hai la sfortuna di giocare con la risonanza del ponte, il ponte comincia ad oscillare perché la frequenza di risonanza aumenta e si spacca. L'altalena dei bambini ha una frequenza di risonanza secondo voi? Se sta la bambina sull'altalena e tu la spingi, diciamo che l'altalena ha questa frequenza. Che frequenza è questa? Brava, sotto l'hertz. Diciamo che questa è come frequenza. Se l'altalena va piano, continua a fare questo. Non va più veloce. Perché la frequenza è quella, è bellissimo. Voi lo potete fare. Prendi un telefonino, appendilo a uno spago, fallo andare, fagli fare piccole oscillazioni e grandi oscillazioni. Noterete che la frequenza è quella, non cambia. Non cambia, perché la risonanza di quell'oggetto è quella. Se tu inizi la bambina a spingerla così, vabbè, la bambina farà un poco così. Se tu becchi la frequenza di risonanza, la bambina la cappotti. Certo, perché anche con le gambe, cioè se tu ti dai un impulso, una spinta in frequenza, tu aumenti, brum. Ecco, andiamo a poi su quella vado dopo, perché quello è un regalo che mi sono fatto, volevo insomma coinvolgere con chi studierà medicina, vorrei un po' entusiasmare chi studierà medicina, insomma, no? Ok, il concetto di risonanza nei terremoti è questo, cioè le case, le strade, i palazzi sono fatti di materiali, hanno delle dimensioni, le stanze hanno dei volumi, delle altezze, quindi anche questi cubi, questi quadrati, vedete questo edificio? Anche questo c'ha una sua risonanza, e certo. Se passa un'onda di terremoto, l'onda di terremoto bisogna vedere che frequenza ha, magari ha una frequenza variabile, no? Che varia, quando passa una certa frequenza, se becca quella di risonanza, questa si trasmette e la struttura inizia ad oscillare molto, sente molto quella frequenza. È chiaro qual è il concetto? Se quella frequenza dura, quella cosa c'è, il palazzo crolla. Ora, non sto dicendo che va in risonanza e crolla appunto, se non va in risonanza non crolla, no. Vi sto raccontando una cosa importante. L'energia in gioco è enorme,
diciamoci la verità, i terremoti, io adesso non so le frequenze degli onde dei terremoti, non lo so, ma sono basse, non dovrebbero essere di tantissimi hertz, non sono le frequenze queste della voce, no? Centinaia di volte al secondo, anche perché, rendiamoci conto, una frequenza di 400-500 hertz dipende molto dall'energia, però per una struttura del genere molto grande non è pericolosa. Qui pericolosa è una frequenza più bassa, di qualche hertz, perché se un hertz vuol dire questo. Immagina una cosa che attraversa così, vedete? Cavolo, la struttura comincia a ballare. È chiaro? Ci siete? Concetto importante. Perché ho messo questo disegno? Perché noi siamo fatti da atomi che sono fatti da particelle. Questa cosa della frequenza e della risonanza non è una cosa che riguarda soltanto gli oggetti di tutti i giorni, riguarda anche la materia subatomica, anche gli elettroni oscillano, anche le particelle oscillano, cioè l'oscillazione, il concetto di frequenza è un po' dappertutto. Quando ci si ammala, i tessuti cambiano, diciamolo molto velocemente, ci possono essere altre frequenze in gioco, quindi questa macchina con degli impulsi elettromagnetici, perché gioca sui campi elettromagnetici, e le particelle quando si muovono sono come delle calamite, quando un elettrone si muove intorno a sé genera un campo magnetico, questa è una cosa bellissima che ha dato il via a Tesla. Tesla, tutta la corrente elettrica, l'alternata, c'è nato tutto. Beh, insomma, le particelle emettono dei campi magnetici. Campo magnetico intorno, campo magnetico particella, si possono studiare le risonanze, diciamolo molto velocemente, le risonanze del corpo per capire se un organo è a posto o c'è qualche problema. È chiaro? Va bene, in maniera molto molto breve. Ecco questa macchina che si ispira ad un concetto, se notate, musicale. Questo è un concetto artistico, è un concetto musicale, non c'è niente da fare. Attenzione, terza componente, terza cosa che vi devo spiegare. Questo è interessante, l'interferenza. Quando nasce interferenza? Stavamo parlando di onde, no? Che cos'è secondo voi l'interferenza? Passo sempre il microfono a qualche ragazzo, qualche ragazza, partiamo sempre da voi. Pronto? Dai ragazzi, buttatevi. Non è un'interrogazione. Dove sei? Ah, di qua. Arrivo. Interferenza, no? Devo provare anche a farla, ma è difficile, proviamoci. Può essere lo scontro tra due onde? Bravo, diciamo meglio, diciamo sovrapposizione, no? Di due onde. Cioè se due onde partono una da una parte e una dall'altra, in un punto ci può essere un'interferenza. E se ti dicessi, ti chiami, scusami? Agostino. E se ti dicessi, specializziamolo il concetto, interferenza costruttiva e interferenza distruttiva. State attenti perché la migliore è quella distruttiva. Cioè concettualmente è meglio quella. Adesso vedrete perché. Diccela, secondo te. Magari quella costruttiva succede che le due onde si sovrappongono e quindi diventa più grande, e invece quella distruttiva si fermano, perché si scontrano e si fermano. Quindi diciamo che la somma ci può dare anche zero. Ragazzi. Vieni con me, proviamola. Allora, vedete questo schema che abbiamo messo qua nella presentazione, si notano, un po' come era successo prima, no? Nella molla, quando abbiamo usato la molla, abbiamo visto dei punti che stavano fermi. Però ero solo io a generare onde. Ora con Agostino proveremo a fare un'operazione diversa, che non è facile. Proveremo a generare due onde opposte. Si dice in opposizione di fase, cioè io darò un impulso verticale, lui darà un impulso orizzontale e dovremmo notare in un punto della corda, chiamiamola corda, molla, un punto zero. Questa è l'interferenza distruttiva. Allora, Agostì, vai di là, perfetto, proviamoci. Allora, attento, che cosa dobbiamo fare? Guarda, io faccio questo, vedi? Io provoco un'onda, diciamo, in su, ok? Un impulso in su. Nel momento in cui faccio l'impulso in su, io tengo ferma la mano. Non faccio questo, perché se faccio questo non si capisce niente, ok? Non dobbiamo
provocare altri impulsi. Tu invece devi fare questo. Tu devi fare questo, un impulso in giù. Anche se a me non mi piace. Proviamo a metterci a terra, un attimo, adesso vediamo se riesce, così la vediamo tutti insieme. Allora, io faccio verso sinistra, tu andrai verso destra. Ah, perfetto. Vai verso destra. Destra, Agostì. Lo so, sì, vabbè. Guarda però, Agostino, non devi fare questo. Devi fare questo. Devi provocare la cunetta. Ancora? Meglio? Tu, Agostino, fai questo. Tu fai questo e ti metti qui. No, tu devi fare questo. Devi andare qui e devi tornare qua. Dando un impulso, ok? Questo. Guarda, la vedi la cunetta? Prova tu. Bravo, metti la mano a terra, prova di nuovo, fallo più veloce, bravo, ancora. Se volete alzatevi, spiate, fate quello che volete, abbiamo bisogno di stare qui a terra perché non viene con l'onda, cioè c'è la gravità che ovviamente peggiora tutto perché l'incurva. Allora, eccola qua la mia, vai la tua. Ok, la mia, aspetta. Dobbiamo andare insieme, proviamo, ci esercitiamo un po' e vediamo un po' quello che succede. 3, 2, 1, via. Non mi piace. 3, 2, 1, via. Attento, guarda. 3, 2, 1, ta. Ok, stai al ritmo. 3, 2, 1, ta. Bravo. Vedete quello che sta succedendo nella corda? Che le due onde si sovrappongono. Ci sono punti della corda in cui si vede l'onda che va, punti della corda in cui si vede l'onda che smorza. Lì che cosa sta succedendo? I due impulsi si stanno sovrapponendo, uno va in alto, uno fa questo, l'altro fa questo e in quel punto si ha lo zero. Proviamo, scusami, un'altra volta a dare tutti e due un impulso da una parte, tutti e due verso la prima cassa, verso qua. 3, 2, 1, vai. Ancora, 3, 2, 1, vai. Perfetto. Qui si vede per esempio che è più grande, ok? Proviamo di nuovo la distruttiva, vattene di là. 3, 2, 1, vai. Si vede poco. 3, 2, 1, ta. Prima, 3, 2, 1, ta. Più piccolo, più breve. Devi fare questo, guarda. Guarda me, ta-ta. 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 Lo vedi come cammina, come pulito? Devi essere pulito. Vai. Vai. No, tu fai questo. Cioè fai questo, devi dare, guarda. Poggia. Ta-ta. Ancora me. Guarda, devi essere... Agostì. Ah, bravo, vai. Eccolo, vai. Eccolo, vai. Facciamo insieme degli impulsi, vai. Guardate. Guardate come cambia la forma d'onda. Alzatevi se volete vedere, ragazzi, io non mi alzo, voi vi dovete alzare. Guarda come cambia la forma d'onda. Ci sono punti che sono fermi nella corda, poi si rimettono in movimento, poi si fermano di nuovo. Vedete l'interferenza? Guarda, ta 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 ta. Guarda ora. Vai, continua. Guardate, li vedete i punti fermi? Nei punti fermi c'è interferenza distruttiva, nei punti invece particolarmente angolati c'è interferenza Ancora, vai. Ora, attenti, se l'onda è una, fatti dare un cambio da qualcuno, lascia la molla, perfetto, fatti dare un cambio, dai, date un cambio. Dai, forza. Vai, fai. Prendi, portati la molla, poggiati, vi faccio vedere una sola onda, guardate che succede, tu stai ferma. Io sto facendo ta 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 ta. Vedi come è ordinata?
Vedete che i punti fermi sono sempre gli stessi? Se tu c'hai la casa lì, non succede niente, se c'hai la casa là. Se la casa è in mezzo è un problema. Però le onde del terremoto non funzionano in questa maniera, è chiaro? Provaci tu a fare questa cosa, dai un ritmo, vai. Brava, devi essere regolare. Bravissima, brava, molto ampia, esatto. Non ti preoccupare. Avete visto, punti fermi sono sempre gli stessi. Proviamo insieme, non avremo mai la stessa frequenza, ovviamente. Ognuno avrà la propria, vai. Eccolo qua. Guarda. Ecco, quando cambia la frequenza, quando cambia l'intensità, quando l'onda si sovrappone, mo ti dà 0, mo ti dà 4, mo ti dà 3, mo ti dà -8, è un problema, ok? Perché l'interferenza cambia continuamente. Che cosa si dovrebbe fare? Grazie, tuo nome? Maia, fate un applauso anche a Maia, ragazzi. Pesa da morire. Se volete rifare questo esperimento, provate anche con le corde, quelle belle grosse delle barche che si vendono, quelle possono essere molto buone. Io non l'ho portata con me, ma ce l'avevo a casa. Ecco, questo concetto di interferenza, secondo voi, può essere utilizzato, facciamo una riflessione, per migliorare la situazione di un edificio? Concetto di interferenza. Cosa abbiamo imparato dal concetto di interferenza? Che quando l'onda è distruttiva, l'oscillazione diminuisce, si può anche fermare. Se è costruttiva, l'oscillazione aumenta. Se va in risonanza, so guai. Ok, l'edificio simmetrico ha una risonanza perfetta. Ok, questa è la fisica dei terremoti. Ora ragazzi, super velocemente, come proteggersi? Queste sono cose che non si finirà mai di dire, più che fisica, sono veramente 5 minuti veloci sulla praticità. Poi voglio passare sulla parte ingegneristica, che mi interessa molto di più, essendo io un fisico. 3 sono le cose da fare durante un terremoto, non tutte e 3 si possono fare sempre, perché può succedere di notte, stai dormendo, capisci niente, un momento ti svegli, quando hai raccontato, perdonatemi, io sono uno schifo con i nomi, scusami, tuo nome, Monica, perdonami, grazie, quando Monica ha raccontato quei 60 secondi che sono avvenuti di sera, 9, vedi, alle 9 di sera, cioè magari la gente era a cena a quell'ora, a guardare 76, televisione, qualcuno a letto, ammazza addirittura, però voglio dire, considerate che esempio all'Aquila, io ricordo il terremoto del 2008, no, 8, 16, no, 8, che dici? 8, 17, 16, vabbè, insomma, di notte, alle 3 di mattina. Prima cosa, ripararsi. Allora, è chiaro che un terremoto dipende appunto dalla magnitudo dei terremoti. Oggi non stiamo parlando di questo perché è troppo tecnico, troppo da geologia, geofisica, però se è possibile, se non riesci a scappare via, ti devi proteggere da qualche parte, ti devi proteggere sotto qualcosa di estremamente robusto, se è possibile. Questo chiaramente nella necessità, non è che ci sono tutte le opzioni a disposizione. La seconda, uscire, perché è chiaro che c'è un problema, non è la natura che è cattiva, è dove stai dentro, cioè dove ti trovi? Dove ti trovi? In quale edificio ti trovi? Più si costruisce ad esempio in alto, e peggio può essere, non è detto, ma peggio può essere. Quindi ad esempio un'altra regola, se si ha la possibilità, è uscire, perché più sei lontano da un edificio, sei su un prato, sarebbe l'ideale essere su un prato, cioè sei lì a sentire il terremoto, ma non ti succede nulla, insomma. Terza cosa, questa è molto importante, allora questa immagine è tratta dalla Indonesia. Io sono stato in Giappone e in Indonesia, se non ricordo male anche in Giappone è vietato, cioè loro è vietato. Siete stati mai in Giappone e Indonesia? Chi c'è stato? Ti ricordi sta roba qua per strada?
Cioè praticamente lì è vietato passare i cavi sotto strada, mentre da noi i cavi passano tutti sotto strada, lì per legge non devono passare sotto la strada e questo è quello che vedi per strada. Cioè quindi in realtà in Giappone è meglio che non te ne scappi in mezzo alla strada, perché chiudere cosa significa? In una casa chiudere gli impianti idraulici, chiudere gli impianti elettrici, cioè in caso di terremoto un'altra cosa da fare è disattivare tutto quello che è attivo in casa, perché può essere pericoloso anche quello. Se iniziano ad uscire acqua dai tubi, se l'impianto elettrico è in funzione, l'acqua è un ottimo conduttore elettrico, so guai, è chiaro. Quindi chiudere significa spegnere, disattivare. Certo, tu dici, prof, ci potrebbe non essere il tempo per, avete ragione, cioè qui stiamo parlando in maniera molto generale nelle regole da seguire. Ultima parte, secondo me molto interessante, come costruire, questa riguarda tutti voi. Allora ragazzi, attenti, qua dirò una cosa generale che è importante. Dovete essere attenti e seguire quello che l'Europa a livello di normative emana, perché quello è lavoro. Non state a pensare alle vacche, non perdete tempo, svegliatevi, perché ci sono un sacco di opportunità. Se l'Europa si sveglia un giorno e giustamente dice fra un po' le macchine elettriche aumenteranno talmente tanto che ci sarà un'esigenza di scavare, mettere dei grossi solenoidi sotto la strada per farle ricaricare. Sarà un nuovo modo di ricarica, lo dobbiamo a Tesla e non certamente alla Tesla, ma a Nikola Tesla, lo scienziato che studiò attraverso l'induzione elettrica che un oggetto, se passa attraverso un campo elettrico, un campo magnetico variabile, si può ricaricare, che è quello che succede al telefonino quando lo poggi sulla dock station per ricaricarlo fondamentalmente. Quando verranno fuori queste cose saranno i giovani che apriranno queste aziende, sarete voi che farete questa cosa. Quando l'Europa, io dico l'Italia, l'Europa in generale, emanerà delle nuove regole per le case, per dire ok, perfetto, antisismico ci sono queste nuove norme, adesso ci sono queste norme, costruiamo in questa maniera, aprite le orecchie, perché chi deve rispondere sono aziende formate da giovani. Le due ragazze che mi hanno accompagnato ieri sera, Rigona ed Eleonora, loro due hanno quanti anni? 26. 29. 29. A che età hai aperto la partita IVA? 22, 23? Sì. 22 anni. 22 anni ha aperto la partita IVA. Che cos'è la partita IVA? Permette di avere un'azienda o una... Esatto, esatto, cioè non vi mettete nell'ottica che il lavoro ve lo debbano dare gli altri. Rigona ed Eleonora ieri sera mi sono venute a prendere in aeroporto insieme a Davide e mi hanno raccontato questa cosa. Loro mi hanno detto, prof, noi lavoriamo da un po' di anni e Rigona mi ha anche detto addirittura, io non immaginavo che ci sarebbero state tante possibilità lavorative per me senza che io le chiedessi nemmeno, dice perché poi ecco questo vorrei da voi. Quindi prima di affrontare questa parte, aprite gli occhi perché il lavoro nasce dalle esigenze delle persone. Di cosa hanno bisogno le persone? Vedrete che in futuro si avrà bisogno di energia e su questo siamo messi malissimo, malissimo siamo messi in Italia, perché non siamo indipendenti dal punto di vista energetico. Quindi arriverà il nucleare, potenzieremo le rinnovabili e sarete voi che porterete avanti queste cose. Poi ci sarà bisogno di ristrutturazione, cioè di lavorare su edifici fatti in una certa maniera. E poi, non lo so, per esempio dati, gestione e protezione dati sarà fondamentale in futuro. Le password verranno bucate molto più facilmente, avremo il quadruplo, il quintuplo, 10 volte le password che abbiamo oggi e non sarà possibile più dire che cos'è la banana, non te le puoi ricordare, non puoi. Allora ci saranno degli automi, intelligenze artificiali utilizzate, ci sarà chi proteggerà e pagheremo per la protezione dati. Non c'entra niente con il terremoto, ma può succedere un terremoto se ti bucano una password importante, ve lo posso assicurare, state attenti. Quindi, come costruire? 3 immagini, veloci. La prima, il palazzo più alto del mondo, questa è una sfida degli esseri umani. Dove siamo? In che città? Dubai, il palazzo si chiama Burj Khalifa, alto 830 metri. Chi l'ha visto dal vivo? Ok, fa impressione effettivamente. In particolare ti attrae una cosa di questo palazzo che non è regolare, cioè non è così, ma è così.
E perché? Ricordatevi la fisica che abbiamo fatto. Ora dovete mettere in pratica mentalmente la fisica che abbiamo fatto. Dubai è una città a basso rischio sismico, ma c'è un altro problema a Dubai. Dove siamo? Là siamo nel deserto. Cosa c'è nel deserto? Sabbia e soprattutto vento. Il vento che cos'è? È energia, è una perturbazione. La stessa cosa è uguale, no? Anche per quanto riguarda il vento, differenze di pressione. Il vento può sferzare anche con una certa frequenza. Vi ricordate prima il discorso della risonanza? Il palazzo può, oscillare. Se inizia a fare questo, non va bene. Se invece fa quello che abbiamo fatto a terra, fa questo, va bene. Un po' come stare in una giostra, ma sei sicuro che non si piegherà mai, ok? Se invece fa questo, arriva il punto di rottura, certamente non fa così il palazzo, arriva il punto in cui si spacca, no? Questo, gli ingegneri hanno detto devo fare questo, lo devo far oscillare e devo fare sì che la frequenza di oscillazione sia disordinata e piccola, che ci siano tante interferenze distruttive, perché l'interferenza distruttiva è una cosa positiva. Se sferza il vento da una parte e fa questo e il palazzo è fatto in maniera asimmetrica, vuol dire che dall'altra parte ci sarà una forza di trazione che compenserà, brava, la parola giusta, esatto, compenserà, in modo che ci saranno oscillazioni sempre piccole. Nella fisica delle costruzioni non si vuole la rigidità, si vuole l'elasticità, il movimento, anzi, il movimento, cioè questo passaggio d'onda, il terremoto, deve sfogare attraverso l'oggetto deve essere elastico, ok? Tale che deve oscillare ma non si deve spaccare, quello è il senso, ok? Dubai lo fa col vento. Arriviamo ai maestri delle costruzioni. Attenzione, qui chiaramente io ripeto, sto parlando di, in questo caso sono tutti edifici alti, ma sta per arrivare l'edificio basso e questa sarà una grande sorpresa. Questo è un altro edificio alto. Allora, questa immagine forse l'avete vista, perché in rete girava, che cos'è quella sfera? È un mass dumper. Che cos'è? Un mass dumper. È una sfera che si mette all'interno dei grattacieli in zone sismiche, come appunto il Giappone, e serve appunto per quando la struttura oscilla a stabilizzare la struttura. Perfetto, e secondo te come lo fa? Cioè, voglio chiederti questo, secondo te è rigidamente ancorata alla struttura o... No, oscilla a sua volta, però serve per compensare appunto l'oscillazione. Perfettamente, vedi? Ci hai ragionato, hai messo insieme un po' di pezzi e poi dici questa è una cosa, esattamente, così come Dubai sfrutta la parte esterna del palazzo, l'asimmetria e il vento, qui non è tanto il vento quanto le onde sismiche che attraversano le città. Beh, questa massa enorme, grande, pesante, sta sorta di palla che sta dentro, dice la fisica, direbbe Newton, ha una sua inerzia. Che cos'è l'inerzia? È, diciamo, la capacità dell'oggetto a resistere al movimento, ok? Voi immaginate un aereo quando deve partire con tutte le persone addosso, scusate, dentro, ha un'enorme inerzia. Pensate a una macchinina dei Lego, ha una piccola inerzia, tu fai così, ting, e subito entra in... Però in generale l'oggetto, quando tu lo spingi, non vuole muoversi, vuole rimanere fermo, quindi oppone una certa, si dice appunto, inerzia. Lo stesso questa sorta di palla, questa oppone una sua inerzia a queste oscillazioni. Che succede? Siccome non è completamente vincolata, c'è una certa libertà, l'ha spiegato molto bene Sara, una certa libertà di oscillazione. Non oscilla, cioè il palazzo fa questo, la palla non fa questo. Facciamolo insieme, tu fai la palla, guarda,
il palazzo fa questo e la palla fa un'altra cosa, fa questo. Se tu sei bravissimo a fare esattamente l'opposto, se facesse proprio l'opposto il palazzo rimarrebbe fermo, brava. Però il senso è quello, cioè fa proviamoci di nuovo, delle oscillazioni che non sono quelle del palazzo, ok? La palla si muove con una sua inerzia, con delle sue oscillazioni che magari hanno una frequenza diversa e questo fa sì che si crei questa interferenza distruttiva, che quindi le oscillazioni siano controllate. Geniale, bellissimo, ingegneria delle costruzioni, niente di particolare, ma molto particolare per un palazzo alto che deve essere attraversato da onde sismiche. E andiamo all'ultima costruzione. Io questa, scusatemi, aspetta, ho sbagliato. Questa l'ho inserita per un motivo. La tomba di Ciro il Grande, sapete dov'è? Guardate, l'ho scelta apposta per un motivo. Non cercatelo. Non cercatelo. Bravo. La tomba di Ciro il Grande è in Iran. Allora io l'ho scelta perché è in Iran. L'ho scelta perché è in una terra che in questo momento sta subendo l'operazione più antidemocratica del mondo, dal paese più democratico, autoreferenziale, democratico del mondo. L'Iran sta dimostrando una capacità psicologica invidiabile, una capacità di sopportazione invidiabile. C'è gente che sta morendo e il presidente degli Stati Uniti a un certo punto, dopo le bombe, un giorno ha detto sono morti 200 bambini in un attacco, ha detto sono scaramucce, sono piccolezze che stanno capitando. Un presidente degli Stati Uniti che descrive la morte di 200 bambini come scaramucce. Questo sta succedendo in questo momento nel mondo, Quindi cominciate un attimo ad aprire gli occhi, voi giovani, per favore. Aprire gli occhi facendo sentire la vostra voce, perché tutto sommato chi è grande è grande, ma voi siete all'inizio del vostro percorso di vita, dovete pensare a voi, dovete pensare ai vostri figli, ai figli che arriveranno, no? Io non ne ho, ma ho delle nipoti che in questo momento hanno 4 anni e 8 anni, sono 2 bambine ed è un mondo terribile quello che stiamo vivendo in questo momento. Quello che vi dico è alzate la testa e fate sentire la vostra voce. Nel 1968 gli universitari statunitensi hanno fatto sentire la loro voce per dire no alla guerra in Vietnam. Se sapete che cos'è la guerra in Vietnam attraverso i libri di storia, andate a vedere un po' in internet che cos'è stata la guerra in Vietnam, ma rendetevi conto quanti milioni di persone sono morti. Andavano nei villaggi, gli americani, con i lanciafiamme, ad ammazzare tutti quelli che stavano nei villaggi, perché gli avevano detto ammazzate tutti perché da questa strada è libera, l'altra strada, i Viet Cong, che erano i vietnamiti cosiddetti comunisti, quelli settentrionali, si stavano facendo strada attraverso l'altra. Allora hanno detto andate di là, bruciate tutto, ammazzate tutti, quella è libera quella strada. Andate di là, bruciate tutto, ammazzate tutti. Quindi state attenti che la democrazia è solo una parola, È solo una parola. Quando viene usurpata la democrazia, i giovani devono far sentire la loro voce. In quegli anni tanti statunitensi universitari hanno fatto sentire la loro voce. Alcuni sono morti, ammazzati negli Stati Uniti. Fate sentire la vostra voce in un mondo che molto più del passato vi sta fregando, vi sta distraendo sulle fesserie di TikTok. Vi tengono là, imprigionati sulle fesserie. State attenti ragazzi, non ve lo meritate, perché siete intelligenti, siete sensibili. Avete tanto da fare, da raccontare, però la strada ve la dovete preparare voi. Nessuno ve la sta preparando, anzi stanno facendo esattamente il contrario. La paura che si sente oggi è frutto di ingiustizie. Si reagisce facendo sentire la propria voce, esattamente come avete fatto in piccolo col Messaggero, perché questi sono piccoli passi, imparate da questi piccoli passi che avete fatto attraverso il giornale, per iniziare a usare la rete
per sentire gli altri compagni, gli altri giovani in tutto il mondo. Nel 68 non ci stava questa cosa qua, non c'era questa cosa, non c'era la rete per mettersi d'accordo con gli altri per far sentire la propria voce. Quando Greta Thunberg ha cominciato a girare, a parlare di, crisi climatica, brava, sapete che cos'è diventata Greta Thunberg? È diventata un meme. È diventata un meme, è stata ridicolizzata. La rete funziona così. Quando io ho raggiunto milioni di persone, sono diventato scomodo e sono diventato un meme. Ma a me non me ne frega niente. No, non me ne frega niente. Perché so personalmente la rivoluzione che ho seminato attraverso uno schifo che si chiama rete, in cui il 99% è nulla, è zero, è schifo, è distrazione. Dovete fare la stessa cosa. Lei è diventata un meme, ma ha gridato alla crisi climatica. Greta Thunberg è meravigliosa, una ragazza da sola che ha lasciato tutto, alzato, ha cominciato a dire ai giovani, alziamo. Qua c'è una crisi climatica immensa. Non perdete quello spirito, ragazzi, perché è il vostro, deve essere il vostro. Altrimenti vi ricordate la palla dentro il palazzo, l'inerzia? Rimarrete col culo sulle sedie, mentre vi fregheranno. Non lo fate questo, Quello che vedete davanti a voi è una struttura che da 3000 anni è là. L'Iran è abbastanza sismica come terra, con una componente sismica importante, perché vedete il particolare cerchiato, mentre in quelli precedenti vi faccio vedere il particolare cerchiato era la palla di Tepe, e da questa parte invece avevamo visto la struttura asimmetrica del palazzo. Qui invece io vi ho cerchiato le fondamenta, perché questa struttura è costruita senza ancorare il palazzo alla base, ma lasciandolo libero di scivolare. È chiaro? Scivolamento. Cioè, c'è questa cosa particolare che mi ha affascinato e ritengo che questo non aver voluto ancorare sia stato geniale. Questa cosa è stata fatta 3000 anni fa, cioè è stata fatta 200 anni fa, 100 anni fa, 50 anni fa. Una cosa che resiste, quindi funziona. Tutto per dire, si impara anche dagli ingegneri che hanno costruito 3000 anni fa. Cioè si riesce a capire come inventare qualcosa di nuovo, come brevettare il brevetto. Io sogno i ragazzi che inventano i brevetti e li vendono, poi lo vendi il brevetto, perché è un'idea tua, è un'idea della mente e l'idea si paga. Beh, questa è una cosa molto bella. Ecco, il pensare come costruire. Dato che siamo in un paese a rischio sismico importante, perché poi dipende sempre dalle zone naturalmente, ecco, pensare a come fare le cose. Questa lezione di fisica vuole avere questo senso, non solo di farvi capire che attraverso un esperimento si capisce un concetto, ma che quel concetto lo si può applicare per migliorare, lo si può applicare per cambiare e nulla fra 20 anni sarà uguale a quello che è oggi, nulla, zero, anzi il mondo procede molto velocemente. Chi applica il cambiamento sono i geni e di solito i geni sono giovanissimi. Sì, non c'è genio che superi una certa età, sono tutti giovani e il genio non è la persona particolarmente preparata in una materia. Il genio assomiglia a Leonardo, quella persona particolarmente devota a guardarsi intorno. Come funziona? Come funziona? Lo faccio, lo provo, smonto, monto, smonto, non riesce, 50 volte, 100 volte, 200 volte, la 250esima funziona bene. Questo è il genio, quello che si butta in quella che viene chiamata esperienza. Ecco questo portatevelo a casa come concetto, fate esperienza. Questo mondo vi sta togliendo anche quest'altra cosa, l'utilizzo delle mani. Le mani sono fatte così. Adesso ci sono Musk che sta lavorando sui robot, non gliene frega più niente delle macchine elettriche adesso, perché macchina elettrica ormai è partita come cosa, i robot. Sapete qual è la cosa più difficile da imitare per fare i robot? Le mani, difficilissime.
Sono difficilissime perché le mani si muovono, le mani usatele ragazzi, non perdete la manualità del fare le cose, la penna che scorre sul foglio mentre si pensa, prende un appunto, scrive, prende un concetto, lo fissa, lo porta a capo e lo memorizza, quello lo fa la mano e la mente. L'intelligenza artificiale viene dopo, quella viene dopo, compensa, potenzia, ti dà una possibilità di andare oltre, perché quella fa parte della vostra vita, ma le mani, la mente, il cervello, il pensiero, l'essere critici, l'essere creativi. Grazie a tutti. Grazie! Mi siedo tra voi, giusto? Grazie professore. Sì, allora stiamo qua insieme, visto che continuiamo con la presentazione, perché è arrivato il momento, Vincenzo, possiamo chiamarti colloquialmente così? Sì, certo. O vai. professore. È arrivato il momento di presentare le opere che hanno realizzato i nostri giovani soci, ma anche i giovani giornalisti o aspiranti tali del Messaggero Veneto. Bellissimo il concetto della democrazia e ricordiamo sempre che ciò che vi rende veramente liberi è la cultura, quella che vi ha insegnato anche oggi il professor Vincenzo Schettini. Allora ci avviciniamo da questa parte così presentiamo le ragazze che sono diciamo le maggiori fautrici e hanno collaborato intensamente per arrivare a questa giornata e hanno realizzato per voi anche una mostra, il titolo lo leggete qua, è molto evocativo, Quando la terra respira, però per parlarne chiamo accanto a me proprio Rigona ed Eleonora. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Noi vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto, ma anche voi ragazzi che con i vostri professori siete qui oggi. È una giornata importante, speriamo che stia essendo per voi anche una giornata divertente ed educativa in qualche modo, che possiate poi tornare a casa con qualcosa di più, insomma. Avrete visto dei pannelli all'ingresso e ne abbiamo due anche in questo auditorium. Sono dei pannelli appunto facenti parte di una mostra che inizialmente, quando insieme ai ragazzi del Messaggero Scuola stavamo organizzando questa giornata, non era nei piani, non era prevista. Poi appunto dopo aver incontrato i ragazzi con le loro referenti ci è venuta questa idea, abbiamo pensato sarebbe un peccato lavorare così tanto e poi esaurire tutto nel corso di una giornata, perché anche i vostri compagni, insomma i vostri amici hanno realizzato, e lo vedremo tra poco, un video, e anche questo video farà parte della mostra. Noi quindi cogliamo l'occasione adesso per invitarvi all'inaugurazione della mostra questa domenica, insomma il 26 aprile alle ore 17 presso il Museo della Medaglia di Buia, quindi in Monte di Buia. È un museo bellissimo, noi la prima volta che ci siamo state ce ne siamo innamorate un pochino, e è un museo sicuramente conosciuto da chi abita in zona, forse un po' meno da chi abita più lontano, però è anche un'occasione, ecco, per scoprire il nostro territorio anche in linea un pochino con i valori che sono quelli del credito cooperativo, quindi il legame con il territorio, la riscoperta del nostro territorio e la valorizzazione delle persone e soprattutto dei giovani. Siamo quindi contenti, ecco, di invitarvi al proseguimento di questo progetto. Grazie. Sì, io non so come fai, prof, perché ho tantissima ansia in questo momento, anche perché mi ritrovo dall'altra parte, perché io qua ho studiato, anni fa ho fatto 3 anni di diritto e quindi ero seduta su quelle sedie e adesso ultimamente mi ritrovo tante volte a parlare a ragazzi della vostra età che stanno finendo le superiori e per me è proprio emozionante, perché mi ricordo quanto, anche quando ero qua in università, ero un po'
persa perché volevo fare cose, ma non sapevo dove sfogare questa voglia, e poi sono capitata nei 2 anni del Covid e quindi tantissime cose anche volendo non si potevano fare. E abbiamo parlato appunto dei valori del credito cooperativo e io ad un certo punto, proprio perché il credito cooperativo è fatto di persone, è una banca, però io sono convinta che è fatta di persone, tramite una persona ho scoperto il Comitato dei Giovani Soci, che fa veramente tantissime cose, io e Eleonora ne facciamo parte e io veramente vorrei dire grazie, soprattutto ai miei compagni con cui adesso stiamo diventando amici, ma anche a tutte le persone della banca, perché sono giovane, il prof vi ha raccontato qualcosa di me, della partita IVA, mi sono sempre trovata davanti adulti che mi hanno dato la fiducia quando volevo fare qualcosa, e anche appunto nell'allestimento di questa mostra che non avrei mai potuto immaginare neanche di fare. Invece ci siamo ritrovati, abbiamo detto sarebbe bello e ci è stato detto di sì, e quindi poi da lì è partito tutto, quindi siamo veramente grate e rinnovo l'invito appunto a questa mostra. Quindi grandi protagonisti oggi, i giovani, perché comunque fino a 40 anni si è giovani, mettetevela da parte, altro che boomer e tutte queste cose. Vogliamo annunciare, lo faccio io a questo punto, dicevo protagonisti voi, protagonisti Rigona e Leonora, ma protagonisti anche i giovani aspiranti giornalisti del Messaggero Veneto che hanno preparato per voi, attingendo da archivi, quindi cercando, facendo un grande lavoro di ricerca e, come diceva il professore, cercando le fonti attendibili soprattutto, perché anche questo è un aspetto fondamentale, un video, una docufilm, chiamiamolo così. Adesso lo proiettiamo, però preparatevi perché al termine potrete rivolgere tutte le domande possibili e immaginabili al nostro professore. Buona visione. C'è una data che il Friuli porta dentro come una cicatrice e come una radice. Il 6 maggio 1976 la terra si spezzò e con lei tutto quello che sembrava solido, le case, le strade, la certezza del domani. Ma tra le macerie qualcosa rimase in piedi, non un muro, una voce, poi un'altra, poi tante. Le cose erano un pochino più, fra virgolette, gravi sotto il punto delle radiocomunicazioni rispetto a oggi, perché istituzioni con le loro radio ce n'erano poche. C'erano i carabinieri, c'era la polizia, c'era la Guardia di Finanza, che però allora aveva notevoli problemi, più problemi forse di noi per collegarsi. Per quello nelle primissime ore, diciamo almeno per i primi 3 giorni, si appoggiarono quasi interamente all'operato dei nostri volontari. Perché inizialmente è stato molto difficile rendersi conto di quello che era successo ed è stato molto difficile avere un impatto con una realtà che nessuno poteva immaginare. Io allora non ero ancora radioamatore, facevo parte solamente di una parte di noi che si chiamano short wave listen, ascoltatori. Io ho fatto più che altro, siccome avevo il fuoristrada, ho fatto un servizio di trasporto acqua nei primissimi giorni. Quindi andavo con la mia campagnola a portare i bidoni d'acqua e ero, diciamo, a Buia. La cosa più triste che posso ricordare, posso dirvela, in fondo a Buia, nella piazza grande, al posto di quei fabbricati che ci sono, c'erano delle casette in linea che erano venute giù. E mi ricorderò sempre 2 pompieri che venivano fuori con 2 bambini piangendo come i vitelli. Ecco, quello mi è rimasto, sì, è una cosa che ancora ricordo. La mattina dopo si sentiva il radiogiornale dove dicevano
che c'era stato un terremoto e c'erano alcuni morti, quando noi a Gemona ne avevamo già 100 in fila. Alcune persone quella notte non dormirono, non perché avessero paura, anche quello, ma perché sentivano che raccontare era necessario quanto scavare, che le parole potevano tirare fuori qualcuno dalle macerie tanto quanto le mani. La difficoltà maggiore durante quei giorni del terremoto è stata quella di impattare continuamente contro dolori, lutti, disgrazie. E per un giornalista la necessità anche lavorativa è quella di compatire con le persone alle quali succede le cose che tu devi narrare dopo. E compatire nel senso etimologico del termine, cioè sentire insieme a quelle persone. E sentire, compatire quei lutti, quei dolori per una durata di un mese anche abbondante è stato decisamente difficile. Mi ricordo ancora distintamente, è accaduta a Forgaria la mattina del 7 maggio, cioè subito dopo la scossa, e quando sono arrivato mi hanno portato nell'aula scolastica dove avevano deposto i primi corpi estratti dalle macerie, e c'erano 2 fratellini molto piccoli morti abbracciati assieme. Eppure da qualche parte, tra le tende e le macerie, qualcuno aveva tirato fuori un foglio e aveva scritto «Firma qui», perché il Friuli non vuole solo sopravvivere, vuole costruire. Non era un sogno, era una firma, poi un'altra, poi 30.000. Mentre si raccoglievano queste firme nelle varie comunità del Friuli, è intervenuto il dramma del terremoto che ha sconquassato in qualche modo la vita di ognuno di noi, ha in qualche modo, oltre al dramma dei morti, dei feriti, c'era il dramma in qualche modo della distruzione in qualche modo del tessuto sociale e del tessuto urbano delle nostre comunità, che riguardava una parte importante del Friuli, ma che poi di fatto coinvolgeva un po' tutto il Friuli. Questo ovviamente, sembrava che potesse essere la fine di quell'iniziativa, perché certamente non era la priorità in quel momento raccogliere le firme, quanto era quella di liberare le macerie, di dare delle tende, dare dei pasti, mettere in sicurezza gli edifici, mettere in sicurezza i settori produttivi e così via. Però proprio in quel momento drammatico di sofferenza e anche di smarrimento venne proprio dal contesto, dalle tendopoli, dalla popolazione, la necessità di dire dobbiamo continuare questa iniziativa, e lo riferisce molto bene il professor Petracco, che al tempo era presidente del Comitato per l'Università Friulana. Nel suo libro La lotta per l'Università Friulana ricorda come fu sollecitato sostanzialmente dai vari cittadini, dai vari comitati, dalle persone che vivevano il dramma del terremoto a continuare questa iniziativa. Iniziativa tutt'altro che semplice, perché in molti comuni poi erano crollati, quindi anche le firme finora raccolte fino al momento rischiavano di andare perdute, e ci fu quindi un'opera capillare di recupero sostanzialmente dei registri, ma anche di iniziativa per raccogliere le firme della popolazione. Io con gli anni frequentavo il liceo classico, io abitavo al quinto piano di un condominio, in una strada di condomini, quindi mi ricordo che il giorno dopo mi aspettavo un'interrogazione, credo di latino, ed ero lì che stavo ripassando sostanzialmente. Era caldo, ricordo le finestre aperte che davano sulla terrazza, e ricordo un momento iniziale che fu la prima scossa di movimento, e in maniera un po' incosciente andammo tutti in terrazza a vedere che succedeva. E poi rientrammo, mi rimisi seduto per studiare, e lì è iniziata questa esperienza che ricordo come un momento drammatico, devo dire. Vivere in un condominio, quei secondi interminabili, fu un'esperienza molto
credo ci fosse un po' l'impressione che dici e adesso quando muoio, sostanzialmente, no? Quando crolla tutto. E quello fu il momento iniziale. Poi dopo ovviamente finita la scossa uscimmo tutti, ricordo questa via Leopardi dove io abitavo proprio nei pressi, dove le persone camminavano vestite nel modo più strano, no? C'era chi era in bagno, chi era in doccia, chi era in ciabatte, era una situazione assolutamente tutti smarriti e tutti che cercavano delle informazioni e cominciano ad arrivare i primi echi di quello che era stato molto, perché per noi ci fu una grande paura, sostanzialmente i danni erano pochi e limitati. E le scuole furono sospese e iniziò anche l'impegno, quindi io ricordo. Io partecipavo, vivevo nella parrocchia del Carmine, ricordo che nel cortile della parrocchia cominciarono ad arrivare i primi aiuti e quindi cominciamo a partire la mattina con le camionette, andavamo nelle zone terremotate, guidati ovviamente da persone più esperte di noi, a spostare massi, a fare attività di sgombero piuttosto che di supporto alla popolazione. E lì, in quel momento, ricordo questo grande impegno, prima di tutto operativo, no? Materiale, che poi divenne anche impegno nella raccolta firme, perché dopo 8-10 giorni si ricominciano queste attività e fu una stagione ricchissima di cose. Poi non dobbiamo dimenticare che poi ci furono le scosse di settembre, quindi è una stagione continua in qualche modo di incertezza dal punto di vista della stabilità della situazione, però era anche una stagione straordinaria di speranza, di voglia di futuro, di costruire, di sentire un dovere interiore che mutuavi anche da quelli più anziani di te, che dovevi partecipare, che in qualche modo tu portavi forse una goccia o mezza goccia, quello che era, che però anche quella mezza goccia poteva servire. Quella firma raccolta tra le macerie è diventata un'aula, quel sogno urlato nelle tendopoli è diventato un ateneo e quella generazione che non aveva paura di costruire ci ha lasciato in eredità il coraggio di farlo ancora. Bravissimi ragazzi, bravissima la collega Daniela La Rocca che non vedo. Daniela, dove sei? Beh, puoi anche raggiungerci, direi, no? Visto che hai organizzato e coordinato magistralmente questo lavoro insieme ai ragazzi. Grazie Daniela, complimenti. Un bel lavoro immagino anche per te, coordinarti con loro, lavorare con queste giovani risorse. Io, come si dice a scuola, non ero preparata, prof, quindi chiedo la giustifica. Io volevo ringraziare il gruppo dei ragazzi del Messaggero Scuola che in questi mesi abbiamo lavorato, ci siamo confrontati, ma la cosa più bella è che non hanno mai mollato e siamo arrivati in corsa come un'onda e quindi ci facciamo sentire. Grazie a tutti. Grazie a te Daniela cara, bellissima questa metafora. Quindi ci sono delle domande per il prof. Iniziamo con Rigone Eleonora, se volete raggiungermi. Professore, lei si vuole mettere qui accanto a noi? Ci mettiamo un po' più al centro, centrali, tutti, ci mettiamo dietro così o davanti? siamo anche più vicini a loro, Ecco, se no... infatti, giustamente. Ok, vai. Eccomi. Allora, noi appunto prima vi abbiamo presentato questa mostra e la mostra è un percorso che ha 3 temi principali, chiaramente la distruzione, la resilienza e poi l'investimento nel futuro. Guardando queste 3 sezioni poi ci sono venute in mente delle domande che volevamo farle, visto che lei è qua e visto che vediamo anche dei collegamenti con il presente proprio guardando queste foto, perché non è solo successo nel passato, chiaramente è successo, ha cambiato il futuro di tutte le persone che c'erano in quel momento e poi sono andate avanti,
però cioè è presente perché c'erano delle persone e tuttora ci sono delle persone. Quindi guardando prima di tutto i pannelli sulla distruzione, quelle foto e le persone che c'erano tra le macerie, non ho potuto fare a meno che pensare, e ne ha parlato anche lei, alla distruzione attuale nei paesi dove c'è la guerra. E mi sono veramente chiesta come mai lì c'era unità, dove la colpa del disastro era la natura, diciamo, mentre quando ci sono le guerre e quindi sono gli esseri umani a creare questo disastro, si creano quasi delle contrapposizioni, non ci si unisce mai tra persone che sono vittime di questa guerra, sia da una parte che dall'altra. Secondo lei, che cosa è cambiato? Che cosa è che ci rende nemici in alcuni disastri e ci rende invece famiglia quasi in altri? Allora, chiaramente questa è una domanda difficoltosissima, perché è chiaro che commentare una guerra e dire vabbè no, le guerre non sono giuste, cioè è un po' retorico. Le guerre ci sono sempre state, poi lo studiamo sui libri di storia, ci sono sempre state, ci saranno sempre. Ci sono poi, diciamocelo in maniera molto chiara, sono alimentate dal fatto che una terra è interessante per esempio per le risorse. Non so, io penso ad esempio a Putin e la fissazione per l'Ucraina. Beh, fondamentalmente è una fissazione legata al fatto che l'Ucraina è una terra interessante, capite? Cioè quello è il discorso. Quindi questo è un grosso problema, perché i poveri umani, esseri umani, siamo tutti noi, tranne i potenti, subiamo quello che accade, lo dobbiamo subire. Invece quello che a me affascina, sai qual è? È l'altra parte di umanità. C'è una parte di umanità che non smetterà mai si chiama la famosa diplomazia, di parlare, di cercare di risolvere i problemi parlando. Anche in questo momento, no? Iran e Stati Uniti, c'è una diplomazia al lavoro che nessuno racconta mai, si racconta pochissimo, di gente, anche in quel caso potente, di potere, che si sta mettendo in mezzo e sta dicendo calmiamoci tutti, no? Parliamo, cerchiamo un accordo, anche davanti a dei passi che sono stati ingiusti, però cerchiamo un accordo. Ecco, quella è una parte di umanità che a me affascina. C'è un discorso su quale dobbiamo puntare. Ora, su quale puntare abbiamo avuto la risposta da quello che abbiamo visto. Si punta sulla conoscenza, si punta sulla cultura, perché io ritengo che una persona di cultura non abbia come pensiero la conquista, non abbia come pensiero la distruzione e non abbia come pensiero il non rispetto degli altri. È esattamente il contrario. Dopo il terremoto del 76 di Udine, di questa zona, insomma, nasce 2 anni dopo, per voce e volere anche del popolo, l'Università di Udine. Vedete, nasce un progetto culturale. Questa secondo me è una cosa emozionante ed è una cosa che tenta il confronto, il contrasto con chi invece porta avanti le guerre, perché è inutile dire il contrario. C'è questo grosso problema, cioè le guerre, come fai a dire no, costruiamo un mondo in cui non ci saranno più guerre? Che vi devo dire, figli miei? Continuiamo a crederci in questa cosa, non dobbiamo smettere di crederci, però dobbiamo anche essere realisti. Esiste un mondo, una parte del mondo che sotto le guerre, dopo le guerre ricostruisce, protegge, ricomincia, ricostruisce le scuole, fa riprendere l'economia di un villaggio, di un paese, di una regione, di una nazione, parla e cerca di trovare delle soluzioni. Quella è la parte di umanità nella quale io credo come adulto e come insegnante. Grazie. E allora anticipo un'altra domanda che volevo fare, che in realtà arriva alla fine quasi del percorso, per come l'avevamo pensato, ma visto che l'ha nominata l'università, la anticipo adesso, anche se ci sarebbe prima la parte sulla resilienza. E è stato molto bello cioè bello nel brutto, ma immedesimarsi nelle persone che stavano vivendo quella tragedia e nella gestione delle priorità. Cioè a me ha colpito molto che durante la ricostruzione per le persone friulane in quel momento fosse prioritario investire sul futuro e quindi invece di fermarsi e dire no, ci mancano tutte le altre cose,
pensare all'istruzione. 50 anni fa, allora, le persone già volevano investire in quello. Secondo lei, a livello attuale, visto che lei è anche professore, stiamo investendo abbastanza nell'istruzione? Che direzione le darebbe lei? Cioè, se potesse immaginare una direzione da seguire? Ti rispondo come risponderebbero tanti miei colleghi professori, docenti. La risposta è no. Purtroppo no, non stiamo investendo nell'istruzione, soprattutto non stiamo investendo su una figura, che è quella dei professori, dei docenti, dei professori. Dietro quella cattedra voi avete dei professionisti, avete dei medici, dei geologi, degli avvocati, dei letterati, avete persone che hanno studiato tanto, non solo si sono laureati, hanno fatto master, specializzazioni, corsi, sono arrivati dietro quella cattedra intanto dopo tanto tempo a portare avanti una cosa che si chiama conoscenza, che comprendo essere sempre più lontana da tutti noi. Quindi la scuola viene vista sempre come una cosa distante dalla realtà, invece vedi 50 anni fa paradossalmente era il contrario, la prima cosa che vi si è guardata, il futuro giovani è la cultura, l'istruzione, la scuola, da là dobbiamo puntare, dobbiamo investire. Quello sarebbe bello. Se io potessi, io chiederei, o se io potessi fare una legge, io prenderei i soldi, tanti di quegli investimenti che sono stati fatti e li investirei nella forza trainante di voi figli, di voi ragazzi che sono i professori, sono i docenti. Dietro a un geologo, dire a un insegnante che è a scuola, che è geologo, che insegna, non lo so, scienze, quello che è, un preside, avere la possibilità di dire professore, io la mando in... abbiamo parlato del Giappone oggi, no? Delle costruzioni, di questo fatto, dice io la mando in Giappone, vada un po' a vedere, faccia una bella settimana in cui lei si forma su come vengono costruite case, palazzi, facciamo proprio un focus qui siamo in Friuli, pensiamo alla geologia, pensiamo a questa cosa, io la mando lì, la pago, le pago questa settimana perché io professoressa, io sto investendo su lei. E perché sto investendo su lei professoressa? Perché lei si deve prendere cura dei ragazzi, dei nostri studenti, li deve entusiasmare, cioè deve accendere la loro curiosità. Io da solo, quando ho fatto tanto tempo fa da fisico questa esperienza al CERN, io mi sono reso conto, in quel caso insomma a spese mie, pagandomi quella settimana di formazione, che la fisica aveva tanto da raccontare. Vi ricordate di fatto la medicina, che vi ho detto prima? Io l'ho scoperta al CERN, quella cosa 10 anni fa, ho detto io questa cosa la devo raccontare a scuola. Cioè tu ti rendi conto di quanto la fisica non solo sia affascinante, ma di quanto sia a servizio di curare le persone, per fare un esempio, no? Allora ecco, quello è quello a cui credo e purtroppo non viene fatto, la scuola anzi viene vista come l'ultima ruota del carro e lì bisogna invece ricominciare. Bisogna ricominciare perché noi professori siamo i vostri padri, le vostre madri, i vostri zii, i vostri nonni, siamo quello, no? Siamo famiglia di queste nuove generazioni che devono essere sempre più attratte, affascinate dalla cultura. Forse in un modo diverso, una cultura raccontata anche in un modo diverso. Quello sì, sicuramente rimettersi in gioco, però ci devono essere date delle cose. Cioè ci deve essere qualcosa a disposizione. Uno non può sempre inventarsi con 4 strumenti e il proprio personale entusiasmo. Ecco, questo cambiamento ci vuole proprio, lo meritiamo tutti. Professore, ti chiediamo un'ultima riflessione, poi lasciamo spazio anche alle domande dei ragazzi. Una riflessione sulla comunicazione. L'abbiamo visto anche nel documentario realizzato dai ragazzi del Messaggero Scuola, con mezzi che per noi oggi sarebbero limitati, c'erano in mezzo alle macerie comunque i giornalisti che si muovevano e cercavano di raccontare quello che stava succedendo. E avete, scusami, sentito quanto sia stato straziante per loro? Cioè, c'è stato un giornalista che è stato chiaro, cioè ha detto è stato uno strazio perché io dovevo andare in mezzo alle persone a raccontare il dolore e dovevo empatizzare con quel dolore. Cioè perché non ero lì che stavo chiedendo, no, ti è morto il figlio, chi se ne frega, ti è morto il figlio, ti è morto il marito, ma chi se ne frega, ma raccontalo, no. Io dovevo empatizzare con quel dolore, è stato straziante, quello è un punto che mi ha molto colpito.
Sì, e c'erano appunto i radioamatori che erano magari tante persone quasi improvvisate, no? Magari avevano questa passione del raccontare e si sono ritrovati a dire ok, adesso devo farlo, nel mezzo di tutti i lavori, anche trasportare l'acqua avanti e indietro perché c'era tutto da fare. E anche le persone stesse, la popolazione doveva in qualche modo raccontare, anche dire quello che stava succedendo. Io ho visto delle immagini di mura, quello che rimaneva insomma delle mura delle case, con le persone che scrivevano siamo vivi, siamo a Lignano, o gli indirizzi insomma di dove si erano spostati, e quindi cercare nonostante tutto di comunicare. Noi oggi viviamo invece in una realtà iperconnessa, abbiamo sempre il cellulare in mano, ma proviamo a metterci noi in questa condizione, nel senso immaginiamoci di essere lì. Cosa faremmo? Come comunicheremmo? E che cosa racconteremmo al giorno d'oggi se ci trovassimo in mezzo a un terremoto, in mezzo a delle macerie? Beh, intanto, vabbè, la rete rappresenta una incredibile, cioè è incredibilmente comoda, perché è chiaro, lo vedete, no? Ogni tanto si vede quando ci sono delle scosse a proposito di terremoti, immediatamente si vedono i social pieni di persone che hanno avvisato, magari l'abbiamo visto prima, quante scosse ci sono scosse innocue, ma immediatamente la comunicazione parte e cerca è l'utilità di un momento in cui si fanno le cose in maniera molto più facile. Quando tu parlavi di radioamatori al tempo, non dimentichiamoci che quando è nata la radio, quando Marconi per la prima volta ha brevettato il telegrafo, il Marconi ha salvato vite in mezzo al mare, perché le navi partivano in mezzo all'oceano e se c'era un guaio, ciao a tutti. Grazie al telegrafo di Marconi si sono salvate vite, le persone scendevano negli Stati Uniti e ringraziavano Marconi per quella invenzione, perché salvava vite. Immagina oggi. C'è un problema, oggi la comunicazione poi molto spesso diventa morbosa, cioè chi la sfrutta per poter naturalmente fare rete, organizzare soccorsi, wow. Poi c'è invece tutta una serie di persone che la sfruttano per creare l'essere morbosi attraverso il racconto di una notizia. Questo a me non piace, mi disturba. Mi disturba profondamente perché noi dovremmo essere tutti quel giornalista là che raccontava con grande difficoltà una situazione anche per dire qui c'è questa gente, qui c'è quest'altra gente e il movimento naturalmente che si creava. Grazie Rigona, grazie Eleonora. Vediamo se tra il pubblico c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Mentre ci pensate ne faccio io una domanda ricollegandomi a quello che ha detto il prof, no? Giustamente dando il giusto peso alla nocività, a quanto un social può essere pericoloso tipo TikTok. Quanti di voi sarebbero disposti a eliminare l'app TikTok dal proprio telefono? Onestamente, chi sarebbe disposto a eliminarla? Beh, diciamo 3 su 300 e passa ragazzi è un numero risibile, prof. Vabbè, in realtà i social sono un po' come tutti, no? Insomma, tutta la tecnologia cambierà, chissà che cosa verrà dopo i social, ci stufiamo noi stessi, ma questo sta succedendo, in generale sta accadendo. Ma devono capire, come dice lei, la pericolosità. Esatto, più che altro quando si dice no, ma il mondo va avanti, ma a scuola, l'intelligenza artificiale, cioè no, purtroppo non è che puoi metterti a combattere l'intelligenza artificiale, tutto cambierà il modo di imparare. Diciamo che chi si trova all'inizio di un cambiamento è un pochettino più sfortunato, perché nell'inizio di un cambiamento si sperimenta, nell'esperimento si fanno tanti errori. Cioè, io ad esempio ricordo a scuola, 2016 è stato un anno, 2016-2017 sono stati anni in cui si chiedeva fortemente alle scuole: digitalizzatevi, modernizzatevi, prendete tablet, prendete lavagne, prendete quello, prendete quell'altro. I ragazzi, le lavagne, i telefoni, forse i telefoni, il telefono fa l'accelerometro, usate il telefono per fare esperimenti, perché tutti desideravano questa scuola immediatamente moderna, immediatamente tecnologica, senza aver capito che quella tecnologia conteneva il 98% di intrattenimento e distrazione. Cioè non c'è nessuno che ha alzato la mano e ha detto: no, scusate, ma
se voi se facciamo venire i ragazzi, li facciamo studiare col tablet in classe, ma vi siete resi conto che si stanno portando una sala giochi in classe? Cioè vi rendete conto che c'è una sala giochi offline? Nessuno si è posto questo problema. Poi sai che cosa è successo? Che io ti parlo da professore, da docente, ci siamo cominciati a rendere conto che i ragazzi, anziché tenere il tablet così, lo tenevano così. Per me non era normale. Tenendolo così in verticale, vedevi le mani che facevano questo mentre tu parlavi e dall'altra parte vedevi la faccia di quella che... Cioè, ma è possibile che io sono così divertente quando... No, io avevo capito dopo 2 secondi che stava succedendo una cosa, che in classe era entrato uno strumento che conteneva troppa roba, questo è lo sperimentare, si sbaglia e nello sbaglio si va avanti, cioè adesso vedi quello che accade nel mondo, no? L'Australia dice i social sotto i 16 anni, no? Piano piano le cose stanno cambiando, voi come generazione siete capitati un po' in mezzo a un po' sto casino e che si fa? Si cerca di capire qual è il limite, cioè quando io sto davanti, ho un momento, l'opportunità di capire una cosa, devo autoregolamentarmi, mi devo autoregolare, cioè questo è molto difficile. Cioè, io a 14 anni forse non ce l'avrei fatta, poco ma sicuro, cioè non voglio farlo splendido. Io se avessi avuto la PlayStation in classe 5 ore su 6, 5 ore su 6, mi sarei fatto distrarre dalla PlayStation, è inutile che racconto il contrario, questo è il grosso problema. Quindi questo è accaduto in mano a io ragazzi piccoli, voi siete tutti grandi, io ragazzi di biennio, i miei ragazzi hanno 14-15 anni, voi sembrate più grandi, sembrate di triennio, o sbaglio? Biennio, vabbè siete molto... secondo. Hai capito? Cioè è quello... Eh sì, come diceva prima, è una società spesso fuorviante, sta a voi poi cercare gli strumenti per dare un equilibrio. Poi sai cosa? Aspetta, volevo dirti quest'altra cosa. Questa è molto importante, cioè la scuola, ad esempio quello che è anche accaduto, il dibattito sulla scuola, sulla rete, sull'opportunità dei TikTokers, sono un TikTokers, dicono, cioè i docenti che sono in rete. Cioè bisogna vedere che fa sto TikToker, hai capito? Cioè se una persona sa fare una cosa e la porta in rete, la sa fare bene, la porta in rete, questa cosa migliora gli altri, è bello, ma questo vale a tutti i livelli. Cioè quando io ho iniziato, TikTok non c'era YouTube. Io mi ero reso conto che i ragazzi stavano in YouTube a perdere tempo, i ragazzi stavano a guardare le challenge di quelli che mangiavano 20 hamburger in 1 minuto. Sì. Purtroppo sì. Hai capito? Vedevano quelli che giocavano ai videogiochi per ore, perché io lo vedevo con i miei amici che avevano figli e io ho detto, allora io dove devo fare lezione sul libro? Ma come fai? Faccio lezione su YouTube, video di 1 ora e chi ha visto i miei video su YouTube sa benissimo che io su YouTube non faccio il balletto, io faccio la lezione con la lavagna, il pennarello, 1 ora di lezione, teoria, esercizi. Io quello faccio, non faccio il pagliaccio. Cioè io ho portato l'insegnamento in un posto dove loro stavano. Punto, questo ho fatto. Che è successo dopo? Dopo è successo un altro fenomeno che a me personalmente non è piaciuto. Cioè alcuni insegnanti, per imitare la moda di stare su YouTube, hanno cominciato a fare il balletto su TikTok. Lo sbaglio è quello. Noi non siamo ballerini, io non sono un ballerino. Poi so ballare? Più o meno. Cioè, capito? Però non sono un ballerino, io sono un insegnante. Anche la mini lezione, quella serve per appassionare un bambino. Quella serve per appassionare. Se io oggi appassiono un bambino alla fisica, per me come insegnante è una conquista. Se io lo avvicino a 8 anni alla fisica, è una conquista. In un mondo che sta avvicinando i bambini a guardare altri bambini, guardatevi, se avete Netflix, c'è un documentario su Netflix, non mi ricordo come si chiama, di una bambina statunitense che all'età, questa aveva particolare confidenza con il telefono e si registrava i video, no? La mamma nota questa cosa, le apre un canale YouTube, questa comincia a essere guardata dai bambini di tutto il mondo a fare cosa? A fare niente, a truccarsi a 8 anni, a raccontare i fidanzati che aveva a 12. Questa bambina la vita se l'è rovinata. Se l'è rovinata perché c'è stato un processo, un casino tremendo,
Però nel frattempo si sono rovinati milioni di bambini in tutto il mondo che guardavano questa, che faceva il niente. Quindi la rete non è negativa, dipende da come la usi. Siamo in un momento in cui stiamo addrizzando e la scuola su questo dovrebbe dire ok, benissimo, parliamone, non ignoriamola questa cosa, parliamone, perché è inutile. È l'elefante, sapete cosa? The elephant in the room, che cos'è questo problema? The elephant in the room, dicono gli inglesi. Do not ignore the elephant. Non ignorare l'elefante nella stanza, perché lo vedi. In questo momento la conoscenza in rete è l'elefante nella stanza. Non possiamo ignorarlo, se non loro si perdono, loro hanno bisogno di noi. Noi siamo la loro guida. Siamo la loro guida in un'idea di una città da ricostruire e siamo una guida nell'idea di appassionarsi a una cosa che si chiama cultura, conoscenza. Bellissime parole. Abbiamo qualche domanda da rivolgere al prof? Sì? Allora ti raggiungo con il microfono. Velocemente. Tuo nome? Allora, Mattia Gino. Gino è il secondo nome. Come ti devo chiamare? Gino, Mattia? E se vuole anche Gino. Gino, va bene, vai Gino. No, allora la domanda era, secondo lei quali sono le misure che soprattutto in Italia bisognerebbe prendere per, nelle scuole specialmente, per ridurre al minimo i rischi al personale scolastico e agli studenti in generale? Sempre naturalmente per quanto riguarda normative antisismiche stai dicendo, Sì, giusto? certamente. Perfetto. Ma Gino, guarda, in realtà si è fatto tanto di più. Cioè io se mi ricordo quando eravamo studenti noi la prova di evacuazione zero. Io non ho mai fatto una prova di evacuazione quando ero ragazzo, quindi intanto Gino, dove sei? Non ti vedo più, sei là, si è fatto un grande passo avanti in quel senso, cioè considera che adesso quando entri in una scuola, il personale, no, docenti ATA, c'è il capo struttura, c'è la persona addetta a, cioè si sono fatti tantissimi passi avanti. Quello che però lì non è un campo mio, cioè io penso che non bisogna, ecco l'altro di elephant in the room, non bisogna sottovalutare le strutture. Cioè, voglio dire, se tu mi dici che quella struttura non è antisismica, c'è un problema, è inutile chiudere gli occhi e fare finta che, come è successo poi a Niscemi, che crolla il villaggio, crolla la città e allora ti poni il problema quando crolla la città. Quello è il grosso problema, cioè di mettere in discussione ambienti in cui ci sono migliaia di persone dentro. Cioè questo è il problema, là non stanno 2 persone, 3 persone, là stanno migliaia di persone. Quindi secondo me passi avanti se ne sono fatti, sono quelli appunto della, chiamiamola sì, più che prevenzione anche il modo di il modo di comportarsi. Quando io vi ho raccontato quelle cose, non sono cose completamente sconosciute, cioè più o meno si sanno. Io quando ero ragazzo nessuno le diceva, nessuno ti diceva in caso di terremoto devi scappare fuori, cioè, se puoi cerca di scappare fuori, se puoi cerca di ripararti sotto oggetti, cioè nessuno diceva queste cose. Quel passo si è fatto, si devono fare sicuramente tanti altri passi, però è difficoltosissimo rispondere quali, non ignorando i segnali, ecco, non ignorando sicuramente i segnali, non ignorando quello che accade intorno, perché a volte purtroppo l'errore che si fa credo sia proprio quello. Grazie. Qualche altra mano alzata? Mi era parso di scorgere prima? No. Eccoci qua. Messaggero Giovani. Deve autografare il libro. Ah, questo sì, magari più tardi. Facciamo tutto, no? Non vi preoccupate, appena finiamo facciamo, sì, quello sì, allora sì, vi chiedo di passare il microfono. Vado. Io volevo chiederle fino a che punto la scienza, secondo lei, riuscirà a prevedere un terremoto. Interessantissima, ti chiami? Antonio. Antonio, Madonna, allora senti, cioè il problema è questo, io non sono un sismologo, quindi non ti so dare una risposta, questa però è affascinante, è bella, chissà, ecco, mi domando anch'io, mi sembra, ecco, io quando ho ascoltato qualche geologo, sismologo, gente insomma che ti dà delle risposte e ti dicono è difficile, però la scienza non può rispondere così, cioè non può fermarsi a quello è difficile, è impossibile, non si può fare, ci devono essere dei progressi, ci devono essere delle cose. Guarda, mi affascina un'idea ed è quella dell'intelligenza artificiale. Sì,
perché su questo l'intelligenza artificiale ci sarà utile, cioè che fa l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, no? Mappa, studia i dati e quindi in base allo studio di grandi dati riesce a darti delle risposte anche di predizione, cioè di capire delle cose prima che avvengano. Non è chiaramente la sfera, insomma, come si chiama? La sfera di cristallo del mago che guarda dentro e dice: ah no, il terremoto avverrà quel giorno. No, questo no. Però credo che i dati e l'analisi dei dati, l'elaborazione dei dati, la possibilità di predire, di capire da parte dell'intelligenza artificiale sarà un tassello che è ancora da mettere. E lo metterete voi, no? Lo metterete voi giovani. Penso che quello sia molto bello, perché, cioè, quando io sono stato a intervistare un professore, era la Bocconi, parlavo con lui, diceva: tu ti rendi conto che i nostri genitori, fisici, matematici, facevano i calcoli a mano, ci pigliavano il foglio e facevano i calcoli a mano, poi sono arrivati i calcolatori, cioè sono arrivati i calcolatori che erano enormi, cioè i calcolatori enormi. Ti ricordi quel fatto che mi hai raccontato tu? Degli interessi che dava, dice che loro davano il foglietto degli interessi ai correntisti a mano, scritto a mano, i calcoli fatti a mano. Cioè, ma ti rendi conto, sono cambiate le cose in una maniera, questo è bello. Questo è bellissimo, sono cambiate in maniera positiva. Ecco, su questo io ci conto molto, perché è vero che l'intelligenza artificiale, se la guardiamo, fa un po' paura, ma è anche affascinante e a me mi piacciono le cose affascinanti. Grazie. Ci sono altre domande, ragazzi? Approfittate, perché non è facile avere il professore Schettini con noi, qui davanti a voi. Beh, noi sicuramente apprezziamo. No, è bellissima questa cosa. Cioè, non solo il crea talento. un po' d'ansia sentire questa cosa, però. Però è bella. No. È bella perché, voglio dire, poter fare lezioni. Allora, oggi che cos'è? Giovedì. Lunedì e martedì io ero a scuola, perché io continuo a fare lezioni a scuola, qualcuno non ci crede, ma io nel 2020 sono andato in part-time. Sai che cos'è il part-time? Sì, quando fai un lavoro però non a tempo pieno. Esatto, Io vado a scuola, lunedì e martedì sono sempre a scuola a fare lezioni e poi sono in giro, a fare lezioni in giro, ma questa è una cosa bellissima. È bellissima perché, intanto perché è un mestiere questo, quando io sento un giovane che mi dice: sai prof, vorrei essere una maestra, vorrei diventare un professore, io mi entusiasmo, perché per me è cominciata così. Per me è proprio iniziata così. E poi perché è un mestiere bello, cioè io ricordo non tutti i professori, capito, che mi hanno conquistato, però quelli che mi hanno conquistato rimarranno con me per sempre, la loro idea rimarrà con me per sempre. Sono state le persone più affascinanti che io abbia conosciuto nella mia vita. Ecco perché un insegnante che ispira, insomma, è bello. Quando i ragazzi mi fermano e mi dicono: professore, posso dirti una cosa? Mi hai salvato il culo l'anno scorso in fisica. Ma sai qua, guarda, se mi avessero dato un centesimo di euro, per quante volte ho sentito questa frase, mamma mia, quanti soldi avrei fatto, tantissimi. Però è bello, capito? Cioè, mi hai salvato il culo è una frase meravigliosa. Perché non te l'ho salvato giocando ai videogiochi, cioè questa è quando mi dicono, io poi sai come rispondo? Non è vero, cioè non te l'ho salvato io, te lo sei salvato da solo, che ti sei messo a studiare, quindi congratulazioni, complimenti, in bocca al lupo per quello che farai in futuro. Cioè è bello, ecco, questo è bello, è un mestiere bello. Sì, basta. Vai, sì, nome. Sono Sveva. Vai, Sveva. Volevo chiederti come... Ah, tu sei quella che viene ripresa da 10 telefoni. No, Smettiti anche tu col telefono. Sono io. Riprendila anche tu, per favore. Come è iniziata la tua passione per la fisica? Scusa? Come è iniziata la tua passione per la fisica? Allora, è iniziata dai film di fantascienza. 1986, Aliens, scontro finale. Da lì è nato tutto. Sì, bellissimo. Wow, bellissimo. Bellissimo, di questo gruppo di Marines con questa Sigourney Weaver, che era questo, insomma, ufficiale di bordo, che vanno a fare la guerra contro gli alieni, non contro altri esseri umani. Cioè loro combattevano una stirpe che minacciava l'umanità, avrebbe minacciato l'umanità. Pensa, ecco, questo è un bel messaggio, non una stirpe umana che minaccia un altro essere umano che non esiste. Gli umani non possono minacciare gli altri umani, invece loro andavano a fare questa cosa. Mi ha affascinato il concetto di spazio-tempo, mi ha affascinato il concetto di viaggiare, di muoversi, la tecnologia.
Mi affascinava in quel film la tecnologia, lei che si sveglia 57 anni dopo, uguale, e la figlia che purtroppo non c'era più perché erano passati 57 anni. Quello è stato un seme, l'altro seme l'ha messo la maestra delle elementari, sì, la maestra Rosanna, che faceva degli esperimenti semplicissimi in classe e mi sono rimasti impressi. L'altro seme, la scuola, i docenti di fisica delle scuole superiori insomma, con i quali io studiavo e tutto sommato mi trovavo bene, in particolare con uno, e poi niente, insomma, the rest is history. Thank you so much. E poi ovviamente ci ha messo tutto il suo talento, ma non solo il talento nell'insegnare, il talento che si traduce anche in passione per il mondo dei giovani, talento nella comunicazione, lo sanno anche i professori qui, spesso avere a che fare con i ragazzi quando sono particolarmente carburati non è così semplice, no? Gestire le vostre emozioni, la vostra agitazione, e il professore invece sembra che ci riesca bene, no? Io, diciamo, a me succedeva una cosa quando ero ragazzo, ero contento quando un adulto mi valorizzava, mi ascoltava. È una cosa che non succedeva spesso, naturalmente, no? Però ero molto contento perché mi sentivo ascoltato. Siccome io ero un po' come sono ora, cioè parlavo sempre, e quindi quando ero ascoltato, sì, quello mi gratificava. Quindi sono diventato quel tipo di adulto perché ho bisogno poi di, insomma, alla fine sono loro che porteranno avanti il mondo, no? Quindi è importante da parte nostra questo tipo di atteggiamento, di ascoltarli. A proposito di fisica, ve lo sentite questo peso di questa responsabilità su di voi, che come diceva il prof appunto porterete voi avanti il mondo, ma insomma ci sono delle leggi della fisica che consentono di alleggerire questo peso, prof? No, no, non è Dovete vero. non esistono scorciatoie? No, vabbè, no, non è vero, no. Ce n'è una, io questa la nomino quando racconto ad esempio che cos'è l'essere umano. L'essere umano è come tutti gli oggetti, no? Gli oggetti, noi siamo un oggetto animato, soggetti a forze che ti spingono in avanti e facilitano il tuo muoverti, e la forza d'attrito che in realtà no, ti frena, si oppone al tuo moto. Noi siamo quello, ci muoviamo e dobbiamo, insomma, un po' barcamenarci in mezzo a ste forze, non perdendo di vista il fatto che ognuno di noi ha un'opportunità. E questa è la cosa bella, cioè ognuno di noi ha un'opportunità, non c'è nessuno che non abbia questa possibilità. E alla base di tutto però c'è una cosa, questa è importante. Io ho conosciuto un po' di tempo fa dei ragazzi, per quanto riguarda un altro progetto che seguo di Confartigianato, che fanno gli artigiani. Ok? In particolare un ragazzo, ad esempio, che fa il calzolaio. Lui era da sempre appassionato di disegno, disegnava di tutto, preparatissimo su questo, persona che si è, insomma, molto messo in gioco. A un certo punto ha capito due cose. Ha capito che poteva convertire quello in un mestiere e ha capito che la rete gli poteva servire per mostrare questa cosa che lui sapeva fare. E adesso lui lavora come un matto, ha una pagina enorme, una pagina Instagram grandissima, Clessio Lab si chiama, fa scarpe per tutto il mondo, insomma. Ecco, il punto è quello, oggi se sei capace di fare una cosa, la rete ti può servire per mostrarla al mondo, utilizzarla, aiutare gli altri, lavorare, realizzare te stesso. Devi saperla fare però quella cosa. Per saper fare quella cosa ti devi mettere a studiare, ci devi credere fino in fondo. Quando ci si chiede a cosa serve la matematica è una domanda inutile. La matematica si serve a diventare critico, a ragionare. Molti dicono la matematica serve per fare meglio la spesa al supermercato. Non fai, quella è l'esperienza, poi una volta la fregatura. No, la matematica serve a diventare critici. Quello, basta, a sviluppare la capacità di ragionamento. Avast. Poi c'è chi diventa ingegnere, c'è chi diventa professore di matematica, c'è chi diventa un giornalista e grazie alla matematica magari riesce ad essere più competitivo rispetto ad altri, questo è il senso, insomma, capace di scavare in fondo, capace di essere critico, quello ti dà la matematica, la dà anche a uno che sembrerebbe non c'entrare niente con questa materia. L'importante è non farsi trascinare dal e nel caos, che è un altro bel fenomeno della fisica, no, prof? Esatto. Avere le idee precise e andare avanti con impegno e determinazione. Non abbiamo altre domande?
Penso che il tempo a disposizione... Ah, ecco, sì, un prof, un collega. Sì. Allora, siccome adesso ha parlato delle opportunità della rete... Prof, ti chiami? Fausto. Fausto, vai. Allora, hai parlato... Allora, siamo colleghi, quindi ti do del tu. Hai parlato delle opportunità della rete. Sì. Mi piacerebbe che tu dessi questo messaggio, cioè come invece ci si può difendere dalle cattiverie della rete. Difficilissimo. Perché hai dovuto spiegare, lo avevi già detto qui a Udine 2 anni fa, che tu continui ad insegnare part-time. Lo devi spiegare, cioè tu devi dare delle spiegazioni. Non è vero che ho lasciato l'insegnamento. Hai dovuto dare spiegazioni su cose tue personali, ognuno è libero, cioè è la nostra vita, hai dovuto giustificare. Hai dovuto giustificare anche il fatto che non fosse vero e quindi la verifica delle fonti, fake news, ma non è vero che io alzo i voti se i miei studenti mi seguono. Probabilmente se mi seguono studiano, se studiano migliorano, se migliorano i voti si alzano da soli. Ecco, mi piacerebbe, al di là del fatto che non esiste la carta etica della rete, che tu dessi magari qualche indicazione come ci difendiamo noi dalle cattiverie della rete. Lo so. Fausto, allora questi sono i primi anni, sono le prime volte, chi capita capita. Dobbiamo educarci, insomma la rete è una macchina che è appena nata, soprattutto attraverso i social. Dire una cosa bella, non fai like, non fai commenti, non fai condivisioni. Dire una cosa brutta, fai like, fai commenti, fai molte condivisioni. Ricordatevi solo una cosa: dietro quel post c'è una persona. C'è una persona. Dopo aver diffuso notizie false, c'è gente che si è tolta la vita. Io devo dire grazie a due cose. Ai miei genitori e a mio marito, perché è stato un periodo molto complicato. Molto. E al fatto che io abbia 50 anni, 49 anni, non sono un ragazzino. Quando si parla di bullismo e cyberbullismo, adesso capisco di cosa si parla. Avendo provato sulla mia pelle, è molto dura, è molto brutto. O ti butti in mezzo, oppure ti estranei. È stato difficilissimo fare quello. Però, come tu hai la capacità di ragionare, l'hanno fatto in tanti. Cioè, tante persone hanno ragionato e hanno detto: è un insegnante di scuole superiori. È da 20 anni che insegna. Se io avessi fatto tanto così, di non legale, io sarei stato subito richiamato dal dirigente, immediatamente. Questa cosa non è avvenuta. Sta roba è di 10 anni fa, chissà perché se ne parla oggi. Chissà perché non se ne è parlato quando io non ero nessuno. Io 10 anni fa non ero nessuno. Anche adesso non sono nessuno. Semplicemente sono un nessuno seguito da un po' di milioni di persone. Questa è la differenza. Continuo a non essere nessuno. Perché alla fine è così. Cioè, ognuno di noi è un'entità, è un essere umano, punto. Non c'è nessuno migliore degli altri. È difficilissimo. Educarsi a capire che dietro una notizia c'è una persona. Questo è molto importante. Io devo raccontare una cosa di te? Me l'ha detta lui? Prima di pubblicare la notizia? Io devo sentire lui e devo sentire te. Se lui mi dice questa cosa su te ed io sono corretto, io sento te e poi pubblico. Il problema è che quando capisco che è una notizia falsa, non mi conviene sentire lei. Se no cade la cosa. Non mi scorderò mai, in quel periodo c'erano le telecamere che giravano a scuola, intervistavano ragazzi, intervistavano i miei colleghi, hanno intervistato tutti che dicevano: professor Schettini è una persona per bene, lavora benissimo, a noi ci valorizza, a noi studenti, ci sta facendo fare delle cose meravigliose. I colleghi dicevano: questa sembra a scuola. Che cos'è che dite che non c'è a scuola? Indovina che hanno fatto dopo che hanno fatto quelle interviste? E sapete perché non le hanno pubblicate? E perché dovevano dire del bene di me? In un periodo in cui si diceva male. Questo è il mondo delle notizie di oggi.
Vedetevene bene, questo è il mondo delle notizie oggi. Mi interessa fare like, mi interessa fare commenti, mi interessa fare condivisioni. Se posso parlare male, parlo male. Dietro quelle cose c'è un essere umano. Ci può essere un bambino, ci può essere un adolescente, ci può essere una persona mentalmente debole, che cede. Perché prima si cedeva se ti prendevano in giro a scuola 2 o 3 persone. Oggi è difficilissimo reggere alla rete. Il cyberbullismo è terribile. È terribile. Il bullismo non è niente. Il cyberbullismo è terribile. Perché non si buttano addosso 10 persone, se ne buttano 100, se ne buttano 1000. E non c'è bisogno di essere un influencer, eh? Non c'è bisogno. Puoi essere una persona comune, una qualsiasi, se ti prendono di mira, te ne dicono di tutti i colori. Ecco, voi dovete reagire a questa cosa. È difficilissimo, ricette non ce ne sono, reagite. Ricordatevi che dietro ogni cosa che viene scritta, ogni post, c'è una persona. C'è una persona. C'è una persona con i suoi problemi, una persona con le sue paure, con le sue ansie, con le sue gioie. C'è una persona dietro di là. Io, prof, credo che il tempo a disposizione sia scaduto, anche perché deduco, ricollegandoci ai social, che molti di loro vogliono farsi un selfie. Assolutamente. Poi chi voglia farsi autografare anche il libro. Ecco, la professoressa, chiudiamo con la professoressa l'ultima domanda. Paola, sì, aspetta Paola, approfitto per dire una cosa. Prima che facciamo, allora, mentre poi vi organizzate, magari vi alzate, io devo fare con loro due, con Rigona ed Eleonora, un video, ma lo faccio in maniera molto spontanea, in realtà è anche un po' per raccontare la giornata, voi nel frattempo magari vi organizzate, vi alzate, così facciamo vedere un po' di movimento. Vai, professoressa. No, torno indietro solo un secondo alla, Sì. alla sua domanda di come alleviare questa gravità, no? Non ci serve un'altra legge della fisica, usiamo questa legge qui, andiamo solo un po' più in alto. Metaforica, dove la gravità è un po' meno, diciamo, pesante, ci tira giù di meno e quindi allontaniamoci dal campo gravità. Andiamo lontano, volate lontano ragazzi, sempre con l'immaginazione e con la fantasia. Questo come insegnanti è importante. Grazie professor, grazie Paola. La soluzione c'è effettivamente, con questo saggio consiglio dalla professoressa Paola. Dovremmo anche fare una foto istituzionale. Facciamo prima la foto, sì? Sì. Poi come ci organizziamo per i selfie, così riusciamo a uscire dal caos, come si diceva prima, o creiamo un ambiente caotico, prof? Cosa preferisce? No, vabbè, anche tutti insieme. Allora, no, ci mettiamo, o se no, qua dietro per la foto. E chiedo, tanto ecco, non so, l'importante è che è ci siano gestibile. i loghi. Allora, se tu ti metti tipo di là, no? Ti metti di là così ci sono i ragazzi dietro. Ah, vuoi questo? Se vuoi questo va bene. E noi che facciamo? Ci mettiamo di là? Ci mettiamo di là noi? Chiamo anche Daniela. No, non vuole Daniela, le ragazze. Anche in rappresentanza qualche ragazzo del Messaggero? Giovani? Prendimi naso. Bellissimo. Originale. Fantastico. Come il nostro prof. Da questa parte, passate di qua, ragazzi. E voi alzate le braccia, facciamo una cosa coreografica.